Ne parliamo di questa guerra che sarà lunga un'eternità per conquistare un palmo di terra. Quanti fratelli sono morti di già. Fuoco e mitragliatrici, si sente il cannone che spara. Per conquistar la trincea, Savoia si va. Finirà dunque sta flagellazione, di questa guerra non se ne parli più. O Monte San Michele, bagnato di sangue, tentato più volte ma invano, Gorizia a pigliare. Montenero a Monte Cappuccio, fino all'altura di Doberdo, un reggimento più volte distrutto, al fine indietro nessuno tornò. Fuoco e mitragliatrici, si sente il cannone che spara, per conquistar la trincea, Savoia si va. Noi abbiamo aperto questa mattina con questa canzone, questa musica di Ricky Bizzarro che abbiamo avuto ospite la scorsa settimana, perché trovavo giusto anche far capire, e voi lo sapete perché mi ascoltate tutte le mattine, quando io dico che i giovani non ne possono più, che i giovani vogliono la pace, che vogliono vivere in pace, che i giovani sono molto vicini al green, che non vogliono l'inquinamento. E ieri abbiamo visto che hanno dimostrato, non erano solo giovani. Io ho visto sopravvissuti, ho visto famiglie, ho visto bambini. Io veramente, ma come hanno detto anche tutti i media, i mass media,
Erano anni che non si vedeva più tante persone scendere nelle piazze. Perché vedete, quando io vi dico Sveglia Veneti, forse anche la mia trasmissione serve a far capire che bisogna iniziare anche a protestare nella maniera giusta, nel modo giusto, perché sennò il silenzio ci uccide. Il silenzio ha ucciso i nostri artigiani, il silenzio sta uccidendo i nostri pensionati, il silenzio sta uccidendo quelle famiglie che con 2 stipendi non ce la fanno più. Capite che la Mirella dice queste cose perché vive il malessere, perché vedete, io parlo con queste persone e queste immagini che arrivano da Gaza, queste immagini terribili, non sono immagini che non ti possono dare un sussulto, perché sono bambini, persone. Vi ho detto che noi eravamo un popolo accogliente, un popolo che viveva in pace. E ieri si è dimostrato, ognuno può vedere i numeri che vuole, a parte che penso che non fossero solo persone di sinistra, penso anche voi che telefonate delle volte non siete di sicuro di sinistra, però volete la pace, basta con questa guerra, non vogliamo più vedere queste immagini strazianti, deliranti, perché siete stanchi anche voi, indipendentemente dalla politica. Qui c'è un paese che sta risollevando, che dice basta, vogliamo esserci anche noi, vogliamo anche noi dire la nostra. Avete sentito ieri quel signore Giorgio, mi sembra di Venezia, di 91 anni, che da solo è andato a protestare. Ma chi glielo faceva fare? Eppure c'è questa voglia di dire la propria, di dire ancora ci siamo, vogliamo anche noi dire che siamo vivi, che vogliamo lanciare un messaggio. Ecco, ieri è stato lanciato un messaggio di pace, poi si guardano i piccoli numeri che magari sono questi comportamenti incivili, ma guardiamo i grandi numeri, sembra che abbiano protestato in pace, che siano stati cittadini, come ho ripeto, di tutte le età, tantissimi studenti. Quando io dico che darei il voto ai 17enni, avete visto ieri? Li avete visti? Allora forse c'è qualcosa che dobbiamo cambiare. Poi naturalmente la politica fa il suo lavoro ed è giusto che lo faccia, c'è la maggioranza e c'è l'opposizione, però quello che abbiamo visto ieri, che erano anni che non vedevamo, il popolo italiano che scende nelle piazze. Qualcuno dirà è stato politicizzato. Ci sono stati tanti scioperi generali, però i numeri che abbiamo visto ieri per la pace, contro la guerra, per dire ci siamo anche noi, adesso cominciamo a parlare, a dire la nostra, non li avevo mai visti. Allora presento gli ospiti, saluto e ringrazio il professor Marco Pesce, chef, docente all'Accademia delle Professioni di Valdobbiadene. Ciao professore, come stai? Ciao Mirella, grazie per avermi invitato. Bene, benissimo. Saluto anche Mauro Giorgi, fumista e spazzacamino, grazie anche a Mauro Giorgi di essere qui, giovane, vedete anche lui spegne gli incendi, se i camini vanno a fuoco chi è che chiamiamo? Se li puliamo perché le case non vadano a fuoco, perché noi ci teniamo, cioè il fuoco non è che ci piace tanto dire il vero, ecco quello che distrugge, grazie anche a Mauro, sentiremo anche a Mauro Giorgi cosa Buongiorno Mirella, grazie a lei. Grazie, allora dammi pure del tu Mauro, non c'è nessun problema. Professor Pesce, cosa hai visto ieri? Tu insegni, sai anche la sensazione che si vive all'interno delle classi, cosa dicono questi ragazzi, li avete visto, ragazzini, bambini, famiglie, anziani. Ecco, poi parleremo anche del tiramisù naturalmente, però io voglio sentire proprio da professore, ecco, che sensazione hai, cosa hai visto ieri? Prego Pesce. Sì. Certo, assolutamente, noi essendo sempre di più scuole multietniche che ci piacciono, la buona parte dei ragazzi vengono da vari paesi, quindi il sistema mondo è molto sentito e molto seguito dai ragazzi, se non dai ragazzi direttamente, dalle loro famiglie. Noi a scuola affrontiamo molto il tema, quindi proprio approviamo quello che è il dialogo e, come giustamente dicevi tu prima, quantomeno la possibilità di esprimersi, quantomeno la possibilità di dire è giusto, non è giusto, cosa penso, quali sono le mie opinioni, non solo quali sono le mie opinioni, ma cosa dicono anche i miei familiari, quant'altro. Noi da anni, extra scolasticamente parlando,
facciamo un gruppo politica e poi dopo che mandiamo ad eleggere il rappresentante dell'istituto, e nel gruppo politica facciamo proprio questo, cioè facciamo in modo che i ragazzi si esprimano, dicano correttamente le loro opinioni, li avviciniamo a tutti quanti questi temi, e il tema della pace è sempre un tema molto molto sentito anche tra di loro. Poi non ti nascondo che anche all'interno dei ragazzi ci sono delle opinioni completamente diverse, quindi a volte noi ci troviamo di fronte a opinioni anche un po' crude, perché derivano da famiglie diverse, da culture diverse, da anche espressioni di quello che è il concetto di libertà diverso. Però fare in modo di accomunare questi ragazzi, renderli partecipi, fargli vedere a volte come la crudità dei fatti, ecco, li espone a una opinione vera, sincera, calda. E questo noi lo vediamo tutti i giorni, non solo ieri. Ieri è stato una piccola miccia, ma ogni giorno noi cerchiamo di stuzzicare, di mettere un po' di pepe ai ragazzi su certi temi, perché la scuola è sì cultura, ma è anche educazione a tutto. Allora, sentiamo anche Mauro Giorgi, prima parlare di fumisti e di spazzacamini, ecco che sentimenti hai provato, ecco, oppure che emozioni, perché ieri veramente è stata tutta un'emozione, che avrebbe mai immaginato di vedere così tanta gente che protesta per la pace, per Gaza, ma soprattutto per queste guerre che nessuno vuole, che la maggioranza dei popoli non vogliono le guerre, vogliono vivere in pace. Ci sono popoli che vivevano tranquillamente in pace tra di loro come fratelli, poi arriva di turno quello fuori di testa e succede il finimondo, ecco, si odiano. Cosa hai provato ieri, Mauro? Ma sicuramente una bella sensazione soprattutto per quello che riguarda l'umanità. Finalmente è uscita un po' di umanità, è uscito un po' di sentimento comune, è uscito anche un po' appunto di protesta per queste immagini assurde che vediamo. E quindi direi che era ora di vedere queste piazze, ecco. Era da un po' che non si vedevano. Allora Mauro, siccome questa mattina devo correre perché ho tanti ospiti, perché sei diventato fumista e spazzacamino? Ecco, raccontaci, perché è una bella storia questa, ci fa ricordare anche le favole che leggevamo da bambini di questi spazzacamini sempre molto toccanti, molto tenere, prego. Allora, sicuramente la passione per quello che è il fuoco, per quello che è il focolare, che diciamo che non esiste casa, o non è mai esistita casa senza un focolare, ecco. E quindi sicuramente la passione per questo settore, e ho trovato un gruppo di colleghi bellissimo. In Italia purtroppo siamo troppe poche persone a fare questo lavoro, ci sarebbe una enorme richiesta di operatori nel settore, e quindi speriamo che i giovani, le nuove generazioni si appassionino a questo lavoro, perché comunque è un lavoro che è partito, le prime testimonianze sono intorno al XIII secolo, e quindi è un lavoro vecchissimo. E in questo mondo di modernità diciamo che si ritorna un po' indietro, no? Un lavoro un po' romantico, nonostante adesso i metodi siano completamente cambiati. Ecco, spieghiamo Mauro, anche perché vorrei parlare anche di sicurezza, poi ti spiegherò il perché. Cos'è la sicurezza nel 2025 anche in queste case? Perché molti hanno i camini, accendono i fuochi, le caldaie, forse c'è anche poca comunicazione, poca informazione. Per questo vi invito, perché adesso iniziamo, fra la prossima settimana si accenderanno i termosifoni, avete sentito, si accenderanno i camini. Ecco, cosa vuoi dire? Beh, allora, sicuramente è un lavoro molto importante ai fini della sicurezza. Diciamo che la pulizia viene fatta appunto preventivamente per prevenire gli incendi. Naturalmente, e poi anche per un discorso proprio di inquinamento. Adesso siamo molto legati, molto attenti al discorso dell'inquinamento, quindi gli impianti puliti sono impianti che inquinano meno e sono impianti molto più sicuri, e quindi ecco,
è molto molto importante fare la pulizia della canna fumaria e avere un impianto che possa rendere per il meglio di quello che è stato progettato. Quando va fatta la pulizia della canna a fumare, va bene che è conforme uno come si scalda, quanto si scalda, però tu cosa vuoi dire? Allora, noi diamo sempre allora, innanzitutto diciamo che ogni regione e ogni catasto termico legifera per sé e quindi danno più o meno delle direttive di manutenzione. Sicuramente almeno una volta all'anno o comunque ogni 40 quintali di legna bruciata per quanto riguarda la biomassa. Questi sono più o meno le cadenze di manutenzione, ecco. Molto importante, perché nonostante ecco, si cerchi di spiegare, c'è sempre qualcuno che non riesce a capire che bisogna mettere in sicurezza la casa con la pulizia delle caldaie. Ti ho fatto questa domanda, sai perché? Dopo spero di avere anche Sua Eccellenza, il prefetto di Parma, il dottor Lucio Garuffi, perché vorrei chiederti una cosa. Questi ragazzi sopra le righe, Mauro, che ne fanno di tutti i colori, non si riesce più a capire. Oltre a portare a spasso, quando fanno questa messa alla prova, i nonnetti, portare la borsa, perché non gli facciamo fare anche gli spazzacamini, visto che è un lavoro importante, io penso che lavorerebbero in sicurezza con voi, ecco, per insegnare anche un lavoro, cosa vuol dire lavorare seriamente, concentrandosi. Ecco, tu accetteresti questi ragazzi di fare un percorso con loro, Mauro? Assolutamente sì, assolutamente sì. Sicuramente potrebbe essere una risorsa a livello appunto di personale, di formare del personale. Ecco, il nostro lavoro comunque, nonostante abbia origini molto semplici, richiede comunque uno studio continuo, una specializzazione continua, richiede ormai il saper leggere dei documenti, il saper usare dei macchinari per le prove di combustione. Quindi diciamo che è un lavoro che si è modernizzato molto rispetto agli albori, quando gli spazzacamini bambini salivano per la canna fumaria per pulire il camino. Adesso addirittura non salite quasi più sui camini, fate tutto dall'interno delle case, o sbaglio? Con questi macchine No. quasi sempre, diciamo. No, diciamo che non si sale più nei camini, ma comunque si sale sempre sul tetto. E in questo caso un discorso importante è proprio il discorso sulla sicurezza, e quindi cercare di lavorare sempre in sicurezza è molto molto importante questo. Ecco, siccome questi ragazzini, non tutti, quelli che non sono bravi ragazzi, alzano molto l'asticella facendo anche dei comportamenti estremi dove rischiano veramente la vita, io penso invece di insegnare dei lavori importanti come può essere lo spazzacamino, che giustamente non è più lo spazzacamino di una volta, non è che per forza devono salire loro sui tetti come fate voi, ma magari rimanere giù, ma imparare un po' l'ABC, perché penso che la formazione delle volte vada fatta anche sul campo, non solo con la lezioncina a scuola. Poi vedremo anche cosa ne pensa Sua Eccellenza il dottor Lucio Garuffi di quello che sta dicendo la Mirella, perché veramente comincio a essere stanca che questi pochi numeri diano veramente dei problemi enormi a tutta la comunità, alle forze dell'ordine, ai sindaci. Cosa ne pensi, professor Pesce? Allora, sì, sono assolutamente d'accordo, sono pochi ragazzi, adesso è brutto da dire, lasciati anche spesso e volentieri a se stessi, che si atteggiano a grandi, ma in realtà grandi non sono, e quindi fanno danni a tutta una generazione che è una buona generazione. Io lo dico ogni anno e ogni anno si conferma, arrivano ragazzi prima, sono bravi, sono volenterosi, hanno voglia di fare, hanno voglia di mettersi in gioco, di imparare un lavoro, di imparare a farlo bene, magari basta un ragazzo di quella classe che fa, e allora succede che la scuola alberghiera sforna dei delinquenti. No, non è la scuola alberghiera, non è la generazione
dei nati nel 2008 e nel 2009 che sono dei terroristi. Chiaro che esistono dei ragazzi che vanno presi e, come dicevi tu, educati probabilmente in un modo più pratico, perché probabilmente è questo che a loro manca, sai, tanti sono in casa. Non si usa più per tantissimi motivi fargli fare i lavori a casa. Una volta, quando era primavera, si staccavano i balconi, si raschiavano e si riverniciavano, oppure c'era da andare a far legna per l'inverno, oppure in inverno c'era da andare a raccogliere le castagne. Questi lavori qua tanti non li fanno più, e si vede che c'è energia in esubero, no, nell'adolescente. Alcuni non riescono a canalizzare nel modo corretto, sicuramente portarli nell'ambito lavorativo, il che vuol dire anche fargli avere una soddisfazione non solo economica, per carità, però loro vedono che con la loro energia sono riusciti a costruire qualcosa di buono. La soddisfazione porta veramente a dei benefici inimmaginabili. A volte noi abbiamo dei ragazzi che arrivano magari dalle scuole medie e ci dicono: ah no, questo qua fa sempre casino, lancia le sedie e quant'altro. Quando lo mettiamo a preparare un tavolo e lui si accorge di aver fatto un bel lavoro, cambia completamente espressione. Quindi questo sì, assolutamente, anche solo fargli vedere che riesce a canalizzare la sua energia, e ne hanno tanta, in modo positivo, è un grande passo che possiamo fare. Ho preso come esempio lo Spazzacamino, il fumista, perché adesso ho ospite Mauro Giorgi, però penso che certi lavori, veramente lavori anche utili, questi ragazzi potrebbero iniziare a farli e avere anche soddisfazione, perché poi se li grati alla fine, come penso sai anche tu Marco, quando li mettiamo invece a fare qualcosa, questa aggressività sparisce e invece diventano dei creativi. Questa è la verità. Rinaldo, vai Rinaldo, velocissimo, vai. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Innanzitutto credo che ti abbia detto le parole giuste, parole sante. Ciao Mirella. Sì, vai avanti, vai avanti. Credo che ti abbia detto le parole sante, giuste, e anche il tuo ragionamento è giusto. Gli unici che non stai contenti di sta gente in piazza, anche se centinaia e migliaia di persone, gli sta il governo che non li accomoda, che secondo il governo nostro che avremo, dice tutti delinquenti, tutti gente che vuole fare del male, ma di cosa siamo noi a parlare? Vedere a puttane, mamme, famiglie. Ma cosa siamo io a parlare? E dopo i fiori giovani, non siamo più al tempo del Marco Cacco, i fiori giovani, in mania minestra in testa né altri. Grazie Rinaldo, basta così perché non ce la faccio stamattina, perché come vi ho detto ho tantissimi ospiti. Grazie Rinaldo delle riflessioni che hai fatto a voce alta. Ringrazio e saluto anche Mauro Giorgi, fumista e spazzacamino, lo inviterò ancora, magari Mauro con qualche video se vuoi girarci, così invito anche dei ragazzi e facciamo un qui pro quo con voi, ecco, per capire, ecco, quello che stiamo dicendo, perché penso sia molto importante. Allora andiamo in pubblicità. Grazie Mauro Giorgi, salutami anche tutti i tuoi colleghi. Pubblicità. Abbiamo Adele da Arzignano in linea. Ciao Adele. Buongiorno, dico ciao, ho 82 anni, io so che non è che sono una ragazzina. Mi scuso perché sono raffreddata. Niente, io sono un po' contraria da tutto quello che hanno fatto, la bagarra che hanno fatto. Prima di tutto perché hanno tolto a me l'opportunità di farmi una visita, che era 2 o 3 mesi che l'aspettavo. Seconda cosa, per me loro non hanno fatto proprio niente, perché non sanno neanche la storia di come è successo questi guerre fra di loro. Cioè dovrebbero prima di tutto informarsi, poi andare in piazza con tutte le guerre che ci sono, e nessuno va a proteggere quei bambini che muoiono sgozzati. Però questo è politica, sono
cioè questo c'è la visibilità dei giornalisti, la visibilità delle televisioni, mentre nelle altre guerre va bene così, lascia che muoiano. Allora la partecipazione della gente dovrebbe essere per tutte le guerre, per tutte quelle persone che muoiono, per tutti dove c'è quelle bestialità che fanno, è dappertutto. Non solo per una parte, è stata una violenza contro il governo, contro le persone normali, intelligenti e che avevano il loro, io le ripeto, una vita che aspettavo da mesi, io farei pagare a loro quei delinquenti, non bravi, perché tu devi lasciare le strade libere, non lasciare le strade occupate. Questo è il discorso. Grazie Adele, sai che devo correre, come l'ho detto prima, non è per toglierti la parola di sicuro, è giusto anche che tu esprima anche il tuo pensiero. Sentiamo come risponde il professor Pesce alla Adele che dice non è giusto quello che è capitato, quello che io ho dovuto subire. Prego professore. Sì, è vero, ha ragione Adele che ci sono tantissime altre guerre per cui dovremo protestare. E qua io rispondo, se non facevamo niente era peggio, quindi è meglio, è sempre bene fare qualcosa. La protesta porta sempre degli svantaggi, dispiace perché assolutamente tutte quante i rallentamenti, le interruzioni che ci sono state sono un disservizio. Si poteva fare diversamente? Probabilmente sì, però ribadisco, non fare niente è assolutamente peggio, cioè non dimostrare che si è vicini comunque a un conflitto è sicuramente peggio che non fare niente per nessuno dei tanti. Dovremo stare, se bisogna protestare per tutte le guerre, in sciopero 365 giorni all'anno, perché ce n'è veramente tantissimi conflitti in giro, ci sono veramente tantissimi bambini che hanno bisogno, che muoiono di fame, che vengono portati via dalle famiglie, intere zone in cui ci sono delle deportazioni vere e proprie per far spazio a villaggi nuovi, a nuove costruzioni. Quindi da un certo punto di vista mi sento di dire assolutamente ragione Adele. Dall'altro canto noi dobbiamo fare quello che ci sentiamo. Ieri buona parte delle persone ha deciso di stare vicino a questa causa. Non mi sento di dire è stato uno sciopero ingiusto e neanche professor inutile. Pesce, io penso anche di aver sentito una parola che vale per tutte le guerre, non solo per quella di Gaza ieri. Sì, c'era chi protestava, ecco, per quello che sta succedendo a Gaza, ma molti hanno usato la parola pace, mi sembra. La pace vuol dire che io protesto perché non voglio più guerre. Io ho sentito guerre, non ho sentito la guerra. Ho sentito molti ragazzi e persone, addirittura quella sopravvissuta, che ha saputo anche spiegare molto bene l'emozione che ha provato nel vedere tutte queste persone che protestavano per la pace, basta guerre. E lei e quello che ho sentito, anche lei che non avrebbe mai immaginato di ritrovarsi in queste condizioni nel 2025. Non pensi che però la parola sovrana, dopo ognuno può interpretare come vuole, ognuno guarda dalla sua angolazione anche quello che è successo ieri, sia alla fine la parola pace? Prego professore. Sì, la parola pace dovrebbe essere un must, soprattutto in Europa, perché insomma noi ogni anno ricordiamo le guerre mondiali, ogni anno ricordiamo quanta fatica abbiamo fatto per arrivare in un periodo, in un ampio cuscino di pace di cui abbiamo vissuto fino adesso, e spesso ce lo dimentichiamo. La parola pace dovrebbe venire proprio dal forte ricordo che noi dovremo avere da tutto quello che abbiamo passato. Certo, è la parola chiave, è una parola che però dobbiamo costruire sempre insieme. Il prefetto dove sei? È come l'ordine, come la pulizia, ce ne accorgiamo quando manca.
quindi non dobbiamo mai smettere di ricordarci quanto sia importante. Allora, grazie professore, andiamo a sentire purtroppo Sua Eccellenza il prefetto Lucio Garuffi. Pensate, con quello che sta succedendo era anche prevedibile, è in una conferenza stampa, però abbiamo Marco Zerbarini, educatore di comunità, sempre collegato da Parma. Grazie Marco di essere qui con noi, un ragazzo giovane. Ecco, cosa vorresti dire Marco? Non so se hai seguito il dibattito che abbiamo iniziato questa mattina, ecco, con questi numeri incredibili che abbiamo visto ieri, tanta gente protestare. Io ho detto che a mio avviso non erano solo persone di sinistra, ma erano persone di destra, era il popolo italiano che protestava, molti giovani, bambini, famiglie. Prego Marco Zerbarini. Grazie. Buongiorno, salve, buongiorno, grazie mille per l'invito. Sì, io sono in diretta dalla bellissima piazza Garibaldi di Parma perché oggi portiamo in scena un tema che sicuramente si ricollega a quanto successo in questi giorni, perché quello che sentivamo la necessità qui a Parma di fare oggi era intanto un gesto, un'azione collettiva, pacifica, costruttiva, per mandare però dei messaggi importanti. Quello che facciamo oggi è mettere al centro i giovani di tutte le età, protagonisti della prevenzione. Noi siamo abituati a una narrazione in cui gli adulti, spesso senza un tipo di conoscenza adeguata su quella che è la cultura propria di ragazzi tra i 16 e i 25 anni o anche meno, dice che cosa non bisogna fare, lo racconta ad altri adulti e crea una narrazione di disagio, di frustrazione, di terrore, di paura, e noi sappiamo che questi sono sentimenti che poi non vanno a costruire ponti, non vanno a trovare soluzioni concrete, vanno in realtà a demolire, a creare ancora di più dei nuclei di disagio che poi molto spesso portano a comportamenti che insomma noi tecnici definiamo devianti. Noi oggi con Prevento, la prima edizione del 2025, portiamo al centro i giovani per raccontare modi positivi, pratiche positive per la prevenzione sociale, che poi è prevenzione di comunità, è prevenzione che riguarda il benessere di tutti, il benessere mentale, il benessere anche urbanistico. Basti pensare, noi oggi proprio mentre sto parlando abbiamo avviato la conferenza, e al di là delle figure istituzionali che hanno subito aderito al nostro progetto, troveremo relatori non solo esperti nazionali ma anche internazionali. Abbiamo il referente ONU Wadi Malouf per quanto riguarda il tema delle tossicodipendenze e appunto la prevenzione dei comportamenti a rischio. Abbiamo Ina Koenig che pensate è stata la capofila per l'Università di Amsterdam, è stata colei che insieme al suo gruppo di lavoro ha definito le linee guida per l'uso corretto dello smartphone, che permettetemi di dirlo, in Olanda sono linee guida che non vanno a ridurre il più possibile, circoscrivere l'uso dello smartphone, ma vogliono proprio trasmettere un senso di consapevolezza, l'utilizzo consapevole di questi strumenti. Noi oggi possiamo collegarci, possiamo parlare attraverso la tecnologia, e quindi demonizzarla a prescindere è un grave errore, perché poi io sono nato fine anni 90, per cui ho visto un po' l'onda così dell'arrivo di YouTube, l'arrivo dei primi social, ma i ragazzi, gli adolescenti oggi nascono già con, si potrebbe dire, lo smartphone in mano, e questo in realtà parte proprio da adulti che Marco, da un lato sono poco... poco... perché abbiamo una telefonata, se no mi cade la linea, poi continuiamo, certo. Naturalmente continueremo ancora. Abbiamo Vladimiro da Rovigo. Ciao Vladimiro. Ciao Mirella Bagoscheggia. Allora, è stato bene che sia stato tutte quelle persone scese in piazza, mi ho simpatizzato con loro, tantissime persone che scese in piazza ieri, ma non solo ieri, anche il giorno 22, e ne era lo stesso numero il giorno 22, ma anche ieri sera, cioè tante persone erano scese in piazza spontaneamente, senza che fosse dichiarato uno sciopero o altre cose, è scese in piazza per un motivo chiaro, per difendere i palestinesi.
ti hai detto anche te che c'era gente non politicizzata, ma anche elettori del centrodestra. Ecco, per me qua è il limite dello sciopero. Un elettore del centrodestra scende in piazza per difendere i palestinesi, ma un elettore del centrodestra non potrà mai scendere in piazza per fare uno sciopero proclamato dalla CGIL di Landini. E questa è la forzatura. Cioè, e chiudo, quei cortei che c'è sta ieri, ma anche l'altra ieri sera, ma anche il giorno 22, e che aveva diritto di avere solo 2 bandiere esposte, la bandiera della Palestina, dei palestinesi, e la bandiera della pace, cioè finalmente diamo un po' di pace a sta povera gente. Qualsiasi altra cosa, qualsiasi altro cappello o bandiera che veniva messa andava a svilire la manifestazione, perché la rendeva da manifestazione di tutto il popolo italiano a una manifestazione di parte. Cioè la CGIL che ha fatto l'errore di voler ridurre quella manifestazione nel quale si rientra anche me, non che vago ma se anche me, a una manifestazione, uno sciopero di parte. La CGIL poteva fare, e chiudo, come si faceva tanti anni fa al tempo della guerra del Vietnam, proclamava una manifestazione e un corteo immenso, un mega corteo a Roma. Di domenica si facevano tutte le colonne del Corriere, si andava tante persone a Roma e si sfilava Grazie contro Vladimiro, ho detto che Netanyahu. devo correre per tutti purtroppo stamattina, ma vi lascio esprimere le proprie espressioni perché è giusto così. Sentiamo come commenta allora quello che sta dicendo il nostro Vladimiro con queste osservazioni che lui ha fatto, Marco Zerbarini, e poi andiamo dal professor Marco Pesce. Allora Marco, come commenti questa telefonata di Vladimiro? Prego. Io penso che quello che conta in questo momento sia un'azione non tanto partitica quanto politica. Noi anche oggi stiamo facendo in un certo senso politica, nella misura in cui non ci stiamo tingendo di colori, ma stiamo costruendo qualcosa che può fare bene a prescindere alla comunità. Vi dico anche questo, noi abbiamo scoperto giusto l'altro giorno che oggi pomeriggio noi siamo dislocati sul Palazzo del Governatore, dove ora si stanno tenendo le conferenze con i relatori, ma anche in Piazza Garibaldi con degli stand, con delle attività pensate un po' per tutti, per la famiglia. Sua Eccellenza Lucio Garuffi è là da voi? In questo momento no, in questo momento è dovuto andare via per motivi insomma, legati alla sua professione, ci ha dovuto salutare velocemente, l'ho intravisto perché sono in una posizione un po' strategica. No, sai qui, perché te lo chiedo? Perché sembrava che non ci fosse, invece c'era, e poi mi hanno telefonato appunto che doveva allontanarsi velocemente perché sì, è stata una cosa purtroppo inaspettata. Comunque, per finire, volevo dire che oggi pomeriggio alle 5 di pomeriggio ci sarà proprio in questa piazza una manifestazione pacifica a sostegno della Palestina. Noi l'abbiamo saputo e abbiamo accolto questa cosa in realtà con entusiasmo, perché sono palcoscenici quelli della piazza in cui l'avete vista anche ieri, c'erano famiglie, c'erano bambini, è prevenzione anche questa, cioè far capire che il mondo funziona in un certo modo, per quanto purtroppo quello che passa adesso sui social è una narrazione di immagini fortissime, tremende, e questo i bambini in realtà, soprattutto i più piccoli, non sarebbe indicato, più che altro perché non hanno ancora la struttura emotiva per poter elaborare certe immagini. Con la famiglia al fianco però si deve fare narrazione, si deve spiegare anche le cose che evidentemente sono più scomode, più difficili anche per noi adulti da raccontare, da spiegare, ma è giusto coinvolgere tutti. Sono d'accordo con te, sono delle immagini molto crude che dobbiamo vedere come le elabora il bambino, sono momenti veramente delicati anche per questi genitori. Abbiamo Livio da Padova, vai Livio. Mirella, ciao. Basta con queste manifestazioni per la Palestina, creano solo disagi, sono cose che non servono a niente, perché la pace la vogliamo tutti, perciò non creano solo disagi e basta, è ora di finirla perché sono manifestazioni assurde, inutili. Ecco, grazie.
Abbiamo sentito anche Livio da Padova, è giusto che ognuno faccia le proprie riflessioni. Professor Pesce, lei come commenta? Prossimamente invece non vedremo bombe, non vedremo mitragliatrici, ma vedremo dei grandi bellissimi dolci. Ecco, poi ci spiegherà. Allora cosa dice, professore? Queste immagini anche da spiegarle ai ragazzi, ecco, questi ragazzi molto fragili che voi avete a scuola, guardate che c'è una fragilità nei giovani che voi non potete neppure immaginare. Bravi a questi docenti che cercano anche loro di capire come muoversi in questo mondo che veramente per questi ragazzi veramente sono messaggi veramente devastanti che arrivano. Prego, professor Pesce. Sì, ma ha parlato benissimo prima Marco quando ha detto che in realtà noi dobbiamo fare politica, cioè dobbiamo dare a questi ragazzi e dobbiamo mettere in centro quello che sta succedendo politicamente e, come diceva anche prima la signora al telefono, anche storicamente parlando, cioè il nostro lavoro, il lavoro che dovrebbero fare che fanno i docenti, è proprio mettere insieme i tasselli, perché è successo, cosa sta succedendo, cosa vogliamo creare per il nostro futuro. Questo noi dobbiamo cercare di dare ai ragazzi, anche adesso io parlo di adolescenti, spiegando le immagini crude di quello che succede, anche spiegando le immagini distorte di quello che succede, quindi anche facendo vedere vari tipi di comunicazione. Noi, ripeto, diamo tutto questo e bisogna darlo, che ci piaccia o no, anche in modo politico, e quindi fargli capire, perché dopo, tra qualche anno, questi ragazzi vanno a votare, decidono per il loro futuro, devono deciderlo in modo intelligente, devono sapere che è la politica che porta a certi risultati, che ha certe opinioni. Quindi io chi voglio votare, chi ha questa opinione o chi ha questa opinione, chi vuole questo mio futuro o chi vuole quest'altro mio futuro. Certo, un po' di politica bisogna farla, non bisogna cadere nel partiticismo, ecco, questo no, perché non è giusto, ma dare dei concetti base chiari, questo sì, spiegare cosa succede in modo chiaro, in modo il più possibile completo, anche se è difficile, perché arrivati a questo punto insomma sono successe tantissime cose, bisogna cercare di darlo, e bravi tutti quanti quei ragazzi che si mettono, si impegnano, cercano di portare avanti questo genere di eventi, manifestazioni. Grazie Marco, ti interrompo un secondo perché è arrivata Giusy da Treviso, poi continueremo. Vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Allora Mirella, questi segretari di partiti che hanno fatto far sciopero di migliaia di lavoratori e quelli che volevano andare a lavorare hanno perso anche loro il giorno di lavoro, hanno trovato tutto sbarato e avete bloccato tutte le ditte anche magari con furgoni di farmaci. Quei segretari lì non hanno perso il giorno di lavoro, quelli il suo stipendio è intero. Hanno perso tanti lavoratori che volevano andare a lavorare, quelli lì hanno perso anche loro i soldi della giornata. Hanno trovato tutto bloccato. Vi saluto. Abbiamo sentito anche le riflessioni di Giusy, poi ognuno a casa fa le proprie, naturalmente è giusto sentire un po' tutti. Allora Marco Pesce, ecco, io direi, visto che abbiamo anche Marco Zerbarini, questo educatore di comunità, parlare anche di quello che fai tu, cerchi di portare allegria, gioia, dolcezza nelle piazze, nelle scuole. Ecco, spieghiamo anche cosa fa Marco facendo vedere questo bel servizio del Tiramisù Day. Andiamo a vedere e poi commentiamo. Il tiramisù è sicuramente trevigiano,
noi non ci interessa entrare nella polemica, diciamo che si è riappianato quel vulnus, quel brutto errore, insomma, che era stato fatto non dando la paternità e l'origine del tiramisù al Veneto ma al Friuli. Con questa operazione andiamo a colmare questo gap. Non solo un riconoscimento, ma anche una piccola vittoria del Veneto nei confronti del Friuli Venezia Giulia. Tra le due regioni infatti esiste una lunga contesa sulla paternità del tiramisù tra Tolmezzo e il ristorante Le Beccherie di Treviso. Qui diciamo è un po' istituzionalmente, presumo, posso dirlo, la casa di questo dolce dove tutto ebbe inizio. È vero che il Friuli era partito prima di noi, però insomma la storicità del tiramisù di Treviso è nota. Una disputa che si era riaccesa 7 anni fa, quando il dolce a base di savoiardi, caffè, uova e mascarpone venne iscritto nel PAT tra i prodotti tipici friulani. La scorsa estate il Festival della Cucina Veneta ha lavorato all'elaborazione di un ricco dossier sulla storicità di diversi cibi, dalla soppa coada alla pearà, al tiramisù appunto. Una ricerca storica che è andata a sancire la storicità di ben superiore ai 25 anni di una serie di prodotti agroalimentari tradizionali che sono stati finalmente iscritti nell'apposito elenco dal Ministero dell'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, quindi al Ministro Lollobrigida. Con questo riconoscimento da parte del Ministero, il Veneto raggiunge i 400 prodotti agroalimentari tradizionali, posizionandosi al quarto posto nella classifica nazionale, alle spalle di Campania, Lazio, Toscana e superando l'Emilia-Romagna. Abbiamo voluto riportare a Treviso il tiramisù che appartiene a Treviso e rispetto al Friuli e Venezia Giulia noi siamo partiti prima nella promozione di questo dolce che grazie a noi è riconosciuto a livello internazionale, spiega l'assessore Canera. Ci mancava l'ultimo tassello del riconoscimento formale all'interno dei prodotti agroalimentari tipici. Oggi è stato riconosciuto anche a livello ministeriale come tiramisù di Treviso, quindi diciamo che dal punto di vista dell'attrattività turistica eravamo già sopra tutti. Oggi con questo ultimo tassello abbiamo questo riconoscimento ufficiale. Allora, Marco Pesce, così abbiamo spiegato anche a Marco Zerbarini cosa fai, magari spostarti anche a Parma con Marco non sarebbe male, far conoscere, ma soprattutto intrigare i ragazzi. Avete visto quel ragazzo, a parte Marco, che io non sono una a quale i dolci piacciono proprio tanto, però mi è venuta una voglia di mangiare una fetta di tiramisù, allora presentarlo come abbiamo fatto questa mattina. Ditemi chi a casa non avrebbe avuto piacere di assaggiare questi tiramisù. Questo ragazzo, avete visto che giovane, ma che bravo. Prego Marco, poi sentiamo anche Marco Zerbarini cosa dice. Vai Marco. Allora, certo, io ti aspetto domani, abbiamo 10.000 porzioni di tiramisù che aspettano tutto a Treviso, quindi dalle 9 fino alle 7 in collaborazione con Teleton organizziamo questo evento, è ormai l'8ª edizione, e somministriamo tiramisù, anche qualche calice di prosecco, perché giustamente dobbiamo far valere anche quest'altra eccellenza veneta. E il tiramisù è il fulcro, quindi abbiamo anche delle gare, la gara dei sindaci ormai famosa, Mario Conte deve riprendersi il titolo, quindi in Loggia dei Cavalieri gara dei sindaci di tiramisù, gara di bambini, gara del tiramisù per celiaci, e abbiamo tutta quanta la parte della parte culturale. Abbiamo tutti quanti gli eventi che ruotano attorno a questo fantastico dolce che sì, assolutamente è nostro, è trevigiano, quantomeno Treviso è riuscito a renderlo famoso in tutto il mondo, perché noi lo ricordiamo sempre, il tiramisù è la parola, è il dolce più googlato nel mondo, quindi ce lo riconoscono, vengono da tutto il mondo a mangiarlo, ad assaggiarlo e vengono a Treviso, quindi è lì che vengono. Ricordati oltre a Teleton anche dei veneti schiacciati dalla crisi del Banco Solidale, caro Marco Pesce, so che ci sei stato sempre vicino, perciò ricordati del Banco Solidale, anche dei volontari, certo. Magari una fettina di tiramisù, visto che avete deciso di darlo sempre con queste beneficenze importanti anche a queste realtà che lavorano in silenzio nel territorio. Abbiamo Sandra da Padova, vai Sandra. Ciao Mirella e buongiorno agli ospiti. Bella questa iniziativa del tiramisù, io lo adoro e l'ho sempre mangiato a Treviso.
perché pochi ristoranti a Padova lo fanno originale, ci mettono le fragole, per carità, i gusti sono gusti, però il tiramisù per me rimane, lo mangiavo ancora 40 anni fa a Treviso con le mie amiche. Al di là di questo, Mirella, io sono un po' incazzata stamattina perché mio marito ha una malattia rara e aveva un appuntamento in ospedale, che è già difficile. Era 8 mesi che aspettavamo, Mirella. Dunque adesso io mi ritrovo di fare la fila di nuovo. Cioè, allora, per carità, io non ho niente contro le manifestazioni se sono giuste, con tranquillità, senza creare danni. Però non puoi bloccare una città, dico Padova, per una manifestazione, perché gli ospedali e i negozi, cioè non è giusto, ecco, io non trovo giusto che queste persone, perché sono più Landini, scusa Mirella, ha fatto uno sciopero, fa continuamente scioperi, allora io ripeto, sono d'accordo con la manifestazione perché è costituzionale, però non puoi bloccare un paese, l'ospedale, le scuole, ma come ha detto la signora Giusi, chi non viene pagato, cioè le scelte devono essere personali, non puoi che perché qualcuno decide così e noi dobbiamo soccombere alle decisioni degli altri. Allora, Sandra, grazie, scusami questa mattina, ma ho dei problemi, lo avete capito. Comunque hai fatto le tue riflessioni, giustissimo, ognuno fa le proprie riflessioni, ci mancherebbe, la televisione serve a questo, non dovete chiedere scusa, dovete dire quello che pensate perché serve a questo la trasmissione. Allora io chiederei anche a Marco Zerbarini, ecco, di commentare quello che abbiamo visto e soprattutto, ecco, di rimanere nella seconda parte, perché tu eri nella seconda parte, se riesci, per cortesia, ecco, perché cercheremo anche di capire quello che fai, vedremo le locandine che sono molto importanti, questi segnali che anche tu cerchi di dare questa mattina, poi ognuno le guarda dalla propria angolazione, ma è giusto dirlo. Allora prego Marco Zerbarini. Grazie mille. Intanto complimenti a Marco per la sua iniziativa, è interessante perché è quasi un assist quello che avete fatto, perché parlando di prevenzione abbiamo coinvolto questa sera per quella che sarà la chiusura del nostro evento una cena preventiva, l'abbiamo chiamata, e la cena preventiva è stata interamente organizzata dagli studenti di ENAIP Parma, in particolare il ramo, insomma, che si occupa della ristorazione, e questo è bellissimo secondo me, perché l'attività come la cucina, altre, insomma, essere immagini che fanno venire sicuramente fame a quest'ora per una bella colazione, fanno anche proprio trasmettere proprio il messaggio che vogliamo mandare, cioè attività protettive da fare singolarmente o in gruppo. In questo caso saranno poi i ragazzi di ENAIP a presentare il loro menù, e questo è sicuramente un altro tassello rispetto alla prevenzione che vogliamo fare. Non ci sono attività tout court che sono più indicate o non indicate, sono questo genere di attività che fanno del bene e fanno stare bene, che poi aiutano a non entrare in una spirale, in un vortice di disagio che può portare a comportamenti devianti. Quindi da questo punto di vista complimenti, e vi siamo vicini in questo senso come missione, e insomma poi quando vorrete venire a Parma sapete che qui, insomma, come cucina ci difendiamo bene, anche se io devo ammettere che sono di Reggio Emilia, ma questo a voi forse dirà poco. A Parma non è scontato che un reggiano dica questo, e no, a parte le battute, i campanilismi, sono contento di questa iniziativa e faccio i miei complimenti. Grazie Marco Zerbarini, che rimane con noi anche nella seconda parte, perché lui è invitato nella seconda parte. Cerchiamo di giocarcela questa mattina perché ci sono molti problemi, è un weekend veramente di fuoco, ecco, per questo ho chiamato lo spazzacamino all'inizio il fuochista, perché è proprio un weekend di fuoco. Allora sentiamo come ci saluta Marco Pesce. Come ci saluti, cosa vuoi dire? Beh, io vi aspetto domani, vi aspetto anche tutti quanti gli amici di Parma e Reggio Emilia, se vogliamo fare un bel evento
assieme molto volentieri. Ricordo che l'evento è in collaborazione con Teleton, quindi tutti quanti i fondi che raccogliamo vanno a favore delle malattie rare, e è un modo per addolcire questo periodo, insomma, particolare. Abbiamo anche una bella giornata che ci aspetta, ripeto, tiramisù, dolcezza, bellezza, bontà a favore di chi ne ha bisogno, quindi vi aspetto molto volentieri. Grazie Mirella. Grazie anche a te Marco Pesce, grazie al professor Pesce, chef, docente dell'Accademia delle Professioni di Valdobbiadene, che è rimasto con noi. Pubblicità. Siamo con Marco Zerbarini, allora vediamo anche le immagini di questo bellissimo evento che sta facendo Marco Zerbarini per coinvolgere, per educare, per fare comunità. Ecco, bisogna iniziare a fare comunità. Prego Marco Zerbarini, allora vediamo le locandine, sarà un giorno importante. Perché avete deciso, ecco, ora parliamo noi di prevenzione. Quanto importante è questa parola che Mirella con i suoi ospiti usa veramente tantissime volte al mattino: prevenzione, programmazione, etica. Forse dovremmo iniziare di più a usare queste parole, rispetto. Prego Marco. Sì, eccoci, sicuramente dovremmo utilizzarli di più, dovremmo anche metterli in pratica. Le faccio una battuta che però è l'esempio lampante. Noi sappiamo, no, che per motivi di sicurezza inseriamo nei locali gli estintori, non perché auspichiamo che prenda fuoco il palazzo, ma perché vogliamo lavorare preventivamente, avere vicino qualcosa che all'occorrenza possa esserci utile. Lavorare sulla prevenzione, che è una cosa che in Italia, come lei sa, purtroppo trasversalmente su tanti aspetti, anche situazioni di alluvioni mi vengono in mente come primi esempi, non si interviene, si lavora sempre dopo, si lavora poi con fatica, si lavora con l'acqua alla gola, e questo poi non è funzionale, perché una volta messo una pezza per risolvere il problema non ci si pensa più. Quindi noi oggi parliamo di prevenzione, significa mettere al centro i ragazzi, che sono i protagonisti veri della prevenzione, e le dico questo: noi abbiamo esperti che parlano di prevenzione, sia questa mattina che nel pomeriggio si parlerà di prevenzione, dalle buone pratiche della prevenzione universale per le famiglie, ad esempio, fino a questo grande elefante nella stanza che è l'intelligenza artificiale, i benefici, i rischi dei videogiochi, cosa significa per i ragazzi oggi fare comunità online. Non ci saranno però soltanto i relatori a parlare al pubblico, ci saranno gli stessi ragazzi che dialogheranno, i ragazzi che hanno coorganizzato questo evento dialogheranno con i relatori, faranno loro domande, saranno coprotagonisti a livello Marco, faccio una sul palco. Marco, posso dire finalmente sì. Ascoltiamo i ragazzi, li facciamo parlare, posso Finalmente, dirlo? finalmente, Aspetta un secondo, perché abbiamo Claudio da Marano Vicentino, se no cade la linea. Vai Claudio. Sì, buongiorno a tutti. Ma ho sentito prima le telefonate, diciamo così, di disapprovazione dei scioperi. Però c'è una cosa da dire. Quando si fanno delle parole da parte del Presidente del Consiglio di carità, nel senso che anche lei ha ammesso che gli israeliani sono andati oltre. Non è solidarietà la carità, cioè se io do 2 euro a uno gli faccio la carità, però se io faccio la solidarietà è perché voglio in solido risolvere il problema, e quindi se io da una parte do armi e ricovero i suoi soldati e da quell'altra dico poveri palestinesi, non ho fatto solidarietà, forse ho fatto una carità di parola. Buona giornata signori. Abbiamo sentito anche le riflessioni di Claudio da Marano Vicentino. Prego Marco Zerbarini, continuiamo, prego. Eccoci.
Io sono in piazza in questo momento, la gente sta cominciando ad arrivare anche qui, quindi ogni tanto tra conoscenti e persone che chiedono informazioni sono un po' coinvolto. Le dico questo, si è avvicinata poco fa una signora commossa, davvero commossa, con le lacrime agli occhi, ringraziandoci per la giornata di oggi, perché ha detto: io ho una nipote, fa fatica a esprimere le proprie idee, e questa signora si è avvicinata a noi con gratitudine. Questo è un piccolo grande segnale, un segnale che da un lato c'è la volontà, c'è la difficoltà dei ragazzi di poter esprimere le proprie idee sul proprio futuro, perché poi si tratta di questo, è il futuro, come si diceva anche prima, un futuro che poi prevederà chi governerà questo paese, il futuro relativo all'ambiente, e da un lato noi abbiamo voluto creare da questa necessità uno spazio per far parlare i ragazzi di quello che sta a cuore loro. Tra l'altro questa sera ci sarà un momento dedicato esclusivamente ai ragazzi, si chiama Prevento Critico, in cui i giovani organizzatori del festival saliranno sul palco, solo loro parleranno di temi che hanno trovato salienti. Si parla della scuola, si parla dei voti, si parla della salute mentale, si parla di quello che è un grande tema, che è l'avere l'agenda piena, il rispetto ad avere una vita ricca, nel senso che oggi poi gli impegni sono tanti, gli stessi ragazzi già adolescenti hanno agende fittissime come manager, spesso perché poi le famiglie le provano un po' tutte per tenerli occupati, senza magari che ci sia una condivisione, forse anche una consapevolezza di quello che si fa, e quindi basta avere il tempo impegnato. Poi magari sono le stesse famiglie che purtroppo attuano un fenomeno di fabbing, che in due parole è: io sto vicino a mio figlio, mia figlia, io ho il telefono in mano, mio figlio ha il telefono in mano, però visto che siamo seduti sul divano pensiamo di essere vicini, ma non è così. Marco, ti fermo un secondo perché abbiamo Giulia da Venezia, poi continuiamo. Vai Giulia. Ciao Mirella, Ciao. buongiorno a tutti, anche il tuo ospite che hai là. Allora Mirella, sì, anch'io sono delusa dalle telefonate che ho sentito che si lamentano, perché allora Mirella, i miei nipoti lavorano a Venezia, sono andati a lavorare e a Venezia c'erano 25.000 persone. Il marito di mia figlia doveva anche lui andare a fare una visita e l'ha fatta. Mia figlia è andata a lavorare. Si scelgono altre vie, Mirella. E allora Mirella, e dopo sentire la Presidente del Consiglio che dica che hanno fatto il weekend lungo per lo sciopero, mi sembra che i politici hanno fatto il weekend lungo, perché finiscono al giovedì. E allora Mirella, io sono stata soddisfatta, più che soddisfatta, a vedere tutti quei giovani, tutte quelle persone, gli atenei fermi, tutto, perché Mirella, è ben che abbiamo passato un po' di disagio, Mirella, perché anch'io sono mesi che aspetto che mi segnano una visita con tutto quello che ho speso, che mi sono pagata tutto, e invece mi dicono sempre che le liste sono bloccate, non ti danno neanche, ho detto magari datemi fra 2 o 3 mesi, ma no, non si può, sono bloccate. E allora anch'io succombo a un disagio. E poi Mirella, un'altra cosa, quello che abbiamo visto ieri Mirella, quei giovani là hanno tirato fuori tutto il meglio di se stessi e scriveranno la storia, quella che non abbiamo potuto scrivere, perché le manifestazioni, quando hanno ucciso tutti il coso degli ebrei, il genocidio degli ebrei, non abbiamo potuto fare quei scioperi là, invece adesso si possono fare perché i giovani scriveranno la storia. Grazie cara Giulia, grazie delle tue riflessioni, devo andare avanti purtroppo perché questa mattina abbiamo dei grossi problemi purtroppo, ma cerchiamo di andare avanti. Come hai sentito Marco Zerbarini, sono persone anche diversamente giovani che vogliono dire la loro, sono persone vive che vogliono ancora contare con le parole. Ecco, ieri mi ha fermato un signore
diversamente giovane. E sai, mi ha detto, ho sentito Mirella, ecco, il ministro dei trasporti, che ha detto chi sbaglia deve pagare. Certo, sono d'accordo anch'io, però deve generalizzare, non può colpire solo una parte. Quando sbagliano i politici, chi è che paga? Perché non pagano i politici quando sbagliano? E noi ci ritroviamo poi milioni e milioni di euro da pagare dei loro sbagli. Ecco, per carità, perché si deve colpire solo una fascia e non dire che in Italia chi sbaglia, tutti, compresa la politica, deve pagare? Mi ha colpito molto questa frase. Cosa dici, Marco? Io penso che quello che è successo e quello che spesso poi è la retorica della partitica faccia leva su una narrazione di pancia, e quello che noi abbiamo bisogno, come dici tu, è metterci un po' di fronte allo specchio e alla realtà delle cose. Sbagliano tutti, indubbiamente. Ovvio, se volessimo fare un discorso di natura politica, io mi metto dalla parte di chi si chiede ma quando un politico sbaglia quali sono poi le effettive conseguenze. Di solito le conseguenze poi riguardano noi, diciamo, comuni mortali. Quando una politica intesa come una serie di iniziative riguardo ai giovani è pensata più per, passami questo termine, più per attrarre voti che non per portare effettivamente risultati, succede che poi da questo sbaglio, da questa leggerezza, i risultati negativi e gli sbagli poi ricadono sui giovani, che non hanno poi avuto gli strumenti adeguati per essere attrezzati per il futuro. Questo è quello che penso a riguardo. Penso anche che di fronte a una politica che invece guarda quelle che sono le evidenze scientifiche, quelle che sono magari le cose un po' più difficili magari da spiegare, no? Noi andiamo avanti per slogan, però andare avanti per slogan banalizza e riduce tantissimo il discorso, spesso taglia delle argomentazioni, non arriviamo poi al vero nocciolo della questione. Invece abbracciare una politica, io parlo ad esempio per questo evento, una serie di azioni pensate, ragionate, condivise con esperti, giovani, può portare veramente a risultati concreti. Sono tutte quelle pratiche definite evidence based, quindi basate sull'evidenza. Non è un caso, io ho qua di fianco a me, se mi farebbe piacere poi coinvolgerla, Sofia è referente peer tutor per fammi parlare con Sofia. Certo, allora mi sposto e ce l'ho qua, eccola qua. Mandiamo questo servizio di questa manifestazione al Ponte della Libertà, così prepariamo. Brava Sofia, che piacere avere questi ragazzi che parlano. Allora, vediamo la manifestazione, Sofia, ieri al Ponte della Libertà a Venezia, poi commentiamo. Andiamo a vedere. Sinistra con tutti! Oltre 25.000 persone hanno bloccato il Ponte della Libertà a sostegno del popolo palestinese. I due cortei, uno partito dalla stazione di Mestre verso le 9:30 con circa 20.000 manifestanti, l'altro da Campo Santa Margherita a Venezia, si sono uniti a metà del ponte, chiuso al traffico a partire dalle 10. Una giornata definita storica per la città. Credo che sia una giornata storica perché credo che nessuno, a prescindere dall'età, abbia mai visto niente di simile a vedere due cortei che partono dalla terraferma e dalla città d'acqua, incontrarsi sul ponte, riempirlo completamente. Chi ha le immagini dall'alto ci dice che è qualcosa di veramente incredibile. Lascia senza parole e credo che fosse il minimo che potevamo fare, il miglior contributo che potevamo dare per dimostrare la nostra totale opposizione a un genocidio, al genocidio in corso in Palestina e al sistema che lo sostiene. Il corteo
partito da Mestre ha visto la partecipazione della CGIL e dei sindacati di base, del coordinamento degli studenti medi, dell'Unione degli universitari, i comitati no inceneritore. Una manifestazione pacifica che non vuole assolutamente danneggiare la città, ma vuole bloccarla per fare in modo che non si resti più indifferenti, in silenzio, e che anche le istituzioni del nostro territorio prendano una posizione chiara. Non è il momento di parlare di equidistanza, serve in questo momento garantire non tanto l'esistenza giusta dello Stato di Israele, ma serve garantire la sopravvivenza del popolo palestinese. In testa al corteo i centri sociali veneziani, da Rivolta al Morion, con lo striscione Blocchiamo tutto, insieme al leader storico Luca Casarini. Numeri mai visti qui, almeno a mia memoria, io non ricordo numeri così neanche nei momenti più grandi, e quindi questo a testimoniare come questo sia un movimento davvero forte, davvero che si è sollevato, è una sollevazione, e questa somiglia alla marcia del sale, cioè sono quelle cose storiche che attraversano la storia umana, la storia nostra, e lasciano dei segni. Questo lascerà il segno perché è una cosa enorme. Ponte della Libertà chiuso, inevitabili disagi al traffico con code in tangenziale nelle strade limitrofe fino al centro di Mestre. In tilt il trasporto pubblico locale, che ha visto un'alta adesione allo sciopero. I due cortei si sono sciolti verso l'ora di pranzo. Giusto manifestare per la pace, ma inopportuno uno sciopero generale. Così il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, all'uscita della chiesa del Sacro Cuore di Mestre, ha parlato anche della mobilitazione sociale per Gaza. Manifestare per la pace è sempre una cosa positiva e io voglio vedere le parti buone di chi va in piazza per dire basta a questo massacro. Questo comprendo le ragioni. Dopodiché credo che uno sciopero generale, forse proclamare uno sciopero generale in queste condizioni mi sembra davvero inopportuno, perché lo sciopero è un bene prezioso per i lavoratori, per difendere i loro diritti, le loro rimostranze, eccetera. Fare uno sciopero generale su politica estera, che francamente non ci tocca direttamente, questa è la verità, e poi per parteggiare per una parte, perché siamo tutti quanti d'accordo che quello che sta succedendo non è umano. Ma è la stessa cosa che è successa con lo sterminio degli israeliani prima, cioè questi sono decenni che si odiano e si massacrano reciprocamente. Qua il passaggio è: noi vogliamo vivere per partecipare poi alle trattative di pace, per dire la nostra posizione. La nostra deve essere quella che questi due popoli vanno tutti e due difesi, i popoli. I governanti è ben diverso. Hamas nessuno la cita, io non ho visto nessun cartello contro Hamas. I Hamas che urlava con la bava alla bocca, che doveva mettere la bandiera palestinese, sono andati su un sito del comune per le loro dimostranze. Domando, è democrazia questa? Ha detto che abbiamo messo la bandiera israeliana dopo 2 minuti che era successa la strage. Ma io, se lui è d'accordo, mettiamole insieme le due bandiere, mettiamole tutte e due, facciamole insieme. Perché sempre creare un conflitto? Perché non possiamo essere giusti nelle cose? Perché dobbiamo parteggiare? Allora, sentiamo come commenta Sofia Rossetti. Lei un tutto sta presentando un progetto anche con l'ONU. Prego Sofia Rossetti, cosa vuoi dire? Io sono strafelice di sentirvi parlare, ma veramente forse dovreste parlare di più, ecco, sgomitate pure ragazzi che noi dobbiamo ascoltarvi. Prego Sofia, e spiegaci anche il progetto, prego. Microfono. Ah, ma no. Vediamo se iniziamo a parlare con Sofia, ecco, con questo microfono. Allora mandiamo un altro servizio intanto che sistemiamo, andiamo a vedere anche un'altra manifestazione, andiamo a vedere servizio veneziani in corteo, andiamo a vedere.
Da Santa Margherita a Piazzale Roma, migliaia di persone attraversano campi, percorrono fondamenta, affrontano pazientemente gli incolonnamenti nelle calli più strette per manifestare solidarietà alla popolazione di Gaza e contro la guerra e il blocco delle imbarcazioni che portavano aiuti umanitari sulla striscia. Ed è un corteo che cresce lungo il cammino. La prima stima di 2000 partecipanti viene continuamente aggiornata al rialzo. All'arrivo del corteo a Piazzale Roma, dove è accolto con uno striscione srotolato dal tetto del garage comunale, la cifra ufficiale è già salita a 5.000. Quando poi, con una scelta senza precedenti, il corteo si incammina lungo la rampa che lo porta ad attraversare il Ponte della Libertà per incontrare i manifestanti che arrivano da Mestre, si parla di 6.000 persone. Il colpo d'occhio è impressionante. Forse bisogna andare con la memoria alle lotte operaie degli anni 60, ma io non ero ancora nato, sicuramente da quando io faccio piazze e ormai di anni ne ho quasi 50, una cosa del genere non s'era mai vista. Sopra il ponte i due cortei si fondono in un unico blocco che supera le 25.000 persone. Venezia, Mestre, Porto Marghera sanno che del mondo bisogna avere cura. Quando il mondo è in pace si cresce tutti meglio, funziona meglio il lavoro, l'economia, le relazioni, i commerci. Attraverso l'economia da guerra a rimettersi sono i lavoratori, i salari, e questi sono i giovani che oggi sono venuti qua e sono tanti, sono tantissimi, meritano un futuro migliore, lo meritano. Una città dai due lati del ponte che sta insieme e sono, guardatelo, famiglie, ragazzi, anziani, gente comune. Questa è la cosa importante, non siamo militanti soltanto, c'è tanta gente comune. Non tutti sono d'accordo però, anzi secondo il senatore mestrino Raffaele Speranzon bloccare per ora il Ponte della Libertà è indecente e dimostra una volta di più che i centri sociali non sono spazi di confronto democratico ma di indottrinamento ideologico che avvelenano le coscienze dei giovani con l'odio e li trasformano in violenti intolleranti. Che a Venezia, o più in generale in Italia, non tutti la pensino come loro, lo sanno anche le decine di migliaia di persone che oggi da Venezia e Mestre si sono incontrate sul Ponte della Libertà. Non spero niente da parte del governo, credo che i popoli in questo momento stiano facendo la loro parte, stiano facendo il più grande lavoro che un popolo possa fare, cioè unirsi, scendere nelle piazze, far sentire la propria voce e ribellarsi agli stati autoritari, agli stati genocidi. Abbiamo in linea Nadia, vai Nadia. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Non sono d'accordo di questo sciopero e dopo mi sono chiesta il ritorno di quei parlamentari che sono arrivati in aereo. Chi ha pagato il ritorno? Grazie, arrivederci e buona giornata. Abbiamo sentito anche le riflessioni di Nadia. Prego Sofia Rossetti, funziona il microfono, cosa vuoi dire? Presentiamo anche questo progetto come giovane, ecco i numeri che avete visto ieri, che hai visto ieri, prego. Allora, per quanto ho visto, cioè dalla mia parte penso sia positivo che comunque i giovani inizino a farsi sentire e richiedano di essere ascoltati e diventano attivi nella società. E per quanto riguarda me questo festival, io ho contribuito come peer tutor, quindi ho aiutato nell'organizzazione sia del festival sia porto delle attività concrete per i ragazzi rivolte alla prevenzione di uso di sostanze e comportamenti a rischio. E la prevenzione in questo caso viene fatta attraverso delle attività, dei giochi, dei momenti di riflessione singoli e in gruppo che permettano ai giovani e ai ragazzi di conoscere un po' quelle dinamiche di gruppo che sono onnipresenti nella vita di tutti noi ma di cui spesso non siamo a conoscenza, per sfruttarle a proprio favore in maniera positiva, quindi diventare un esempio anche per i propri amici, essere in grado di aiutarli in un momento di difficoltà ed essere un esempio positivo, quindi passare dall'essere un po' uno spettatore di queste dinamiche di gruppo a essere un protagonista, in modo da direzionare anche il gruppo verso una socialità positiva. Quindi l'obiettivo delle attività che porteremo oggi in piazza, quindi dei giochi semplificati, adattati ovviamente al contesto, è quello di mettersi in gioco e lavorare sulle proprie competenze relazionali, sociali, emotive.
e penso io stessa ho messo già in pratica quello che ho imparato con dei ragazzi fra i 14 e i 17 anni ed è stato molto bello vedere da parte loro partecipazione e anche l'entusiasmo con cui hanno affrontato le conversazioni anche difficili e riferendo anche quanto sia bello poterne parlare in un contesto anche diverso da quello della scuola, quando magari con i propri pari, con i propri amici non sempre ce n'è modo. Ascolta Sofia Rossetti, quello che vorrei capire, quanto importante per voi è essere intrigati, essere voi che organizzate questi eventi, sentire altri ragazzi come voi quello che dicono, essere ascoltati da un pubblico, un parterre che magari avete poche volte, siete sempre voi che ascoltate, poche volte vi danno la parola. Io penso invece che siccome sarete voi che in futuro avrete il pallino in mano, perché non ce n'è per nessuno, loro saranno, è giusto anche capire, fare prevenzione, come diceva prima Marco Zerbarini, nell'ascolto, per programmare il futuro, o sbaglio Sofia? No, sono assolutamente d'accordo e è stato molto importante che partecipassimo anche noi in questo festival perché spesso sono gli adulti che parlano di noi, di cosa è meglio per noi, di cosa non va in noi, di cosa vorrebbero diverso in noi, quindi è bello avere un'occasione per essere anche noi a dare il nostro punto di vista, che comunque è sicuramente diverso da quello che può avere un genitore, mia mamma, mio papà, non lo so, la mia insegnante. E quindi è molto bello che i giovani possano avere un loro spazio e che questo spazio non sia un luogo di conflitto fra generazioni. Si tratta più di un confronto in maniera costruttiva per mettere insieme tutti i pezzi che sono sul tavolo e creare qualcosa di positivo che dia benessere a tutti quanti, sia a giovani sia ai più adulti, che comunque spesso non sanno proprio come rapportarsi con noi e si sentono in difficoltà. Magari a volte fa comodo anche sapere il nostro punto di vista proprio per poter interagire in maniera più positiva e poter stare meglio tutti nella società in cui siamo. Allora adesso ti faccio vedere questo corteo studenti mattina, adesso vi porto a Padova e poi commentiamo. Beh Sofia, sai anche qualche altro ragazzo o ragazza che vuole parlare, ecco, per farvi sentire, visto che questa mattina avete la possibilità di entrare in tantissime case perché è un programma seguitissimo. Ecco, intanto che io faccio vedere il servizio tu prova a ascoltare, vedere se c'è qualche altro ragazzo o ragazza che vuole intervenire, così vediamo un po'. Ecco, andiamo a vedere questo servizio e poi riprendiamo, andiamo a Padova adesso. 2000 studenti delle superiori sono partiti da Piazza Garibaldi nel centro di Padova per arrivare fino alla Stanga. Una manifestazione che si inserisce nella giornata di protesta che vede cortei e blocchi in tutto il Veneto. Non è più possibile chiudere gli occhi davanti al sistematico massacro e quello che si può chiamare anche un genocidio di un intero popolo davanti a casa nostra, perché se si lascia passare questo si crea un precedente. Se non si è disposti a manifestare per i diritti degli altri, poi quando servirà a noi chi ci sarà? Non ci sarà nessuno. Per far passare le navi che sono state bloccate perché non è corretto, perché noi volevamo aiutare la Palestina, invece ci hanno bloccati e qua oggi facciamo vedere che noi ci siamo, che il nostro contributo c'è. Un corteo che dal centro si è spostato verso la Stanga, dove i manifestanti hanno occupato per pochi minuti la rotonda Fagiolo. In migliaia hanno sfilato per le vie cittadine, non solo studenti, ma anche insegnanti e genitori con bimbi delle elementari. Siamo professoresse del Valle. Perché in piazza oggi? Perché c'è un genocidio in atto. Ma se il vostro scendere in piazza è anche un esempio per i vostri studenti? Speriamo che lo sia, perché la cittadinanza attiva è qualcosa che si deve riscoprire. Voi avete portato anche i bambini? Assolutamente sì, era una cosa decente, era una cosa da fare assolutamente. Il corteo si è concluso pacificamente al Portello, luogo simbolo della vita studentesca padovana. Da qui qualche centinaio di attivisti ha raggiunto gli altri manifestanti all'Interporto di Padova.
Allora, vediamo chi si è collegato, vediamo se c'è qualcuno collegato. Eccola qua. Allora, Sofia, prego. Microfono, Sofia, microfono. Ce la fai? No. Allora andiamo a vedere un altro servizio, vi porto da un'altra. Eccola qua. Vai Sofia. Prova. Ok, stavo dicendo che i ragazzi al momento sono impegnati perché stanno facendo gli interventi, gli esperti da intervistare. Qualcuno sta correndo qua adesso, però mi servono un paio di minuti. Vai tranquilla Sofia. Allora, cosa ne pensi, ecco, di questi numeri, di questi bambini che vengono portati dai loro genitori, degli insegnanti? Ecco, ieri che segnale avete ricevuto? Cosa hai sentito anche con i tuoi amici? Ecco, che emozioni avete provato? Prego. Io ho provato un'emozione positiva, nel senso che è stato bello vedere le piazze piene, le strade piene. Ovviamente questo non toglie che abbia generato disagio a me come a tutti. Anch'io dovevo andare a lavorare, anch'io avevo i miei impegni, però sapendolo comunque in anticipo è stato possibile anche organizzarsi. Non è stata una mobilitazione improvvisa dal niente che ha occupato un'intera città, quindi è vero, ha generato disagio, questo è lo scopo degli scioperi e penso sia un segnale da parte di giovani, ma non solo, anche di famiglie che per i propri bambini vogliono qualcosa di diverso, di un desiderio di essere ascoltati proprio. E appunto trattando anche di prevenzione, diciamo che si sarebbe potuto evitare anche la necessità di uno sciopero pensandoci prima e ascoltando prima le esigenze dei cittadini. Allora adesso, intanto che tu ti organizzi con i tuoi amici per farli parlare, vi porto a Belluno, andiamo a vedere la manifestazione a Belluno. Ahmed Samir Elmi Al-Fakawi, 33 anni, ausiliario. Di fronte ai 65.000 morti, di cui 16.000 bambini e 120.000 feriti gravi, tra cui 15 minori che ogni giorno rimangono vittime di mutilazioni dovute alle bombe, della carestia di massa, del calo di 35 anni dell'aspettativa di vita del popolo della Striscia, del blocco navale degli attivisti della flottiglia. Belluno ha risposto con una partecipazione come non se ne aveva memoria da tempo. 2 manifestazioni, un flash mob serale all'ospedale San Martino e il corteo nel centro cittadino organizzato in concomitanza allo sciopero generale. Buongiorno professoressa, che piacere averla qui. Ci confronteremo con i ragazzi, vediamo i ragazzi in diretta che parlano stamattina. Alla CAB, infermiere, 33 anni. Di fronte all'ospedale candele, lumini, torce, qualsiasi oggetto potesse emettere luce affinché il bagliore della speranza arrivi dove non possono giungere le parole. Secondo l'OMS, l'esercito israeliano ha effettuato 720 attacchi contro obiettivi sanitari nella striscia di Gaza tra ottobre 2023 e maggio 2025. Medici Senza Frontiere stima che oltre 1.600 operatori sanitari abbiano perso la vita ad oggi a Gaza. Mohammad Al-Dardawi, 33 anni, ausiliario. E poi il corteo, pacifico e partecipatissimo. Le stime parlano di circa 2.000 persone scese per le strade del capoluogo per gridare dove allo sdegno per l'indifferenza politica si accompagna l'iniziativa non violenta di dialogo, boicottaggio, disobbedienza civile, studenti, lavoratori, anziani, uno accanto all'altro nel segno dell'umanità, del rispetto dei diritti fondamentali, della pace. Un messaggio di pace per far sentire la voce delle persone che hanno buon senso. È una protesta, anche se simbolica, qui a Belluno, però ognuno di noi può dare il massimo che può, e questo è il massimo per questa città. Basta uccidere bambini, basta genocidio. Davanti al silenzio dei governi è compito dei cittadini far capire che noi non chiniamo la testa di fronte a uno Stato genocida che stermina, affama e deporta
da un popolo ormai stremato. Dobbiamo resistere, siamo qui apposta per far vedere che noi ci siamo, che Belluno c'è, che non accettiamo un genocidio e siamo a fianco del popolo palestinese e della io flottilla. rappresento dei ragazzi, adesso abbiamo Sofia Rossetti, che è un tutto che sta presentando non si un può più progetto assistere anche a questa con l'ONU cosa, bisogna importante a Parma, con i mezzi che assieme abbiamo a Marco porre resistenza e protestare il più possibile. che hanno aperto con questo festival, adesso le farò vedere anche che abbia un'idea di qualcosa da fare invece che parlare al vento come sta succedendo in questi ultimi anni. Ecco. Allora io ringrazio e saluto la professoressa Donatella Lanzarotta, antropologo, parleremo anche di violenza sulle donne per capire e anche ascoltare queste voci molto importanti perché non ne possiamo veramente più, ormai ogni giorno succede qualcosa di terribile, io ho mariti che uccidono mogli, ragazzi, proprio non se ne può più, questa aggressività incontrollata che veramente nessuno riesce a capire che forse qualcosa si deve fare sulla salute mentale, c'è qualcosa che non va, questa rabbia, questa aggressività, ci sarà pure un qualcosa. Allora, professoressa, cosa ci dice soprattutto di quello che ha visto ieri? Lei è anche un insegnante, poi sentiremo anche questi giovani collegati con noi da Parma dove hanno preparato, hanno organizzato questo festival di ascolto. Prego, professoressa Lanzarotta. Per quanto riguarda le manifestazioni su Gaza? Intanto buongiorno, io sono molto contenta nel vedere che ci sono tante ragazze e tanti ragazzi che partecipano. Diciamo sempre che i ragazzi, le ragazze sono amorfi, non hanno idee, non sanno cosa gli succede intorno, eccetera, mentre invece magari anche per vie non ufficiali comunque molte volte si informano, hanno idea di quello che succede, hanno voglia soprattutto di ritrovarsi fisicamente al di fuori di quelle che possono essere le reti sociali, di quelli che possono essere di quello che può essere il loro ambiente ristretto della loro classe, della loro scuola, eccetera. Io trovo che questo sia estremamente positivo. E allora passiamo anche all'altro argomento molto importante, devastante, questi numeri sempre più alti di femminicidi, questa aggressività da persone anche insospettabili, qualcuno dice queste donne che fanno fatica a denunciare, ma abbiamo visto che neppure con le denunce riusciamo a risolvere il problema, questo braccialetto elettronico che non si riesce a capire se funziona o non funziona, chi viene messo, quando viene messo e soprattutto, professoressa Lanzarotti, io sono indignata e lo dico anche alle nostre parlamentari che ancora adesso nel 2025 sia portata via la donna dalla casa con i figli invece di essere portato via l'uomo. Ecco, io sono indignata, non vedo niente che si muova. Io purtroppo ho visto questi bambini, questi ragazzi subire questi traumi, ne avevo 2 che scappavano dalla comunità, li trovavamo nelle scale di casa, dicevano questa è la mia casa, io voglio stare qua, non voglio stare di là, non mi trovo. Ma qualcuno si rende conto di quello che sto dicendo e di fare qualcosa per cortesia, visto che sono gli uomini che ammazzano le donne, non le donne che ammazzano gli uomini, a parte qualcuno, pensi che ho avuto un medico che ha detto che non è vero, che sono più, no, veramente lo dico anche, che è tutto l'incontrario di quello che stavo dicendo. Ecco, allora questa ostinazione a non voler farsi anche a migliorare, a farsi curare, a capire che forse in te c'è qualcosa che non va, che devi avere una linea, se non ce l'hai tu te la mettiamo noi, prego. Ma allora, premesso che io non sono una psicologa e non sono un medico, quindi non entro in quella vicenda, però osservo una cosa, se c'è una violenza e una rabbia insite che poi si scaricano sulla famiglia, se mi si dicono ma sono scattato perché ho avuto una brutta giornata al lavoro, è perché non hai corcato il tuo capo al lavoro, ho avuto una brutta giornata, è perché vai a casa e ti scarichi lì. Quindi evidentemente la violenza non è un evento singolo, è un fenomeno, è un qualcosa di trasversale. Quello che noi vediamo, il femminicidio, lo stupro, l'atto violento, la gente che arriva all'ospedale fracassata, la donna che arriva all'ospedale hanno dovuto fare, non so, una ventina di operazioni per rimetterle a posto la faccia perché era stata completamente sfigurata. Quelli sono semplicemente la punta dell'iceberg, è tutto il resto che sta sotto, è tutto quello che non arriva. E non arriva per il semplice motivo che è così sistemico che
molte volte neanche le vittime si riconoscono come tali. Per cui io credo che prima di tutto si debba far capire che non è normale, non è vero che l'amore è bello se è litigarello, perché poi bisognerebbe capire cosa si intende per litigarello. Non è bello se mi dai un ceffone ma l'ho fatto perché ti amo. Pensa se mi odiavi, cosa mi facevi. Quindi credo che il problema di fondo sia capire che la violenza di genere è una profanazione, perché violenza ha dentro sì la parola forza, la vis latina, ma c'è anche il violare. Quindi quando io faccio violenza su una persona, io in realtà la profano qualcosa di sacro. E in un paese che dice di essere tanto cristiano, cattolico, Dio, patria, famiglia, tutte queste cose qua, la prima cosa che si dovrebbe salvaguardare è il corpo delle persone, in questo caso il corpo delle donne. Poi per la questione, sono d'accordissimo sulla questione che molte volte le donne non denunciano o perché non vengono credute, per l'appunto come diceva lei, oppure perché si rendono conto che denunciare può voler dire stravolgere la propria vita, perché non è soltanto il fatto dell'essere presi e portati da un'altra parte, vuol dire che io potrei ad esempio perdere il lavoro perché mi spostano in un'altra, a volte addirittura in un'altra città. Lì me lo date un lavoro che era il mio? Se a me dovesse succedere, io faccio un insegnante, se a me dovesse succedere una cosa del genere, mi porti in un'altra città, mi dai un posto di lavoro in un'altra scuola? Ai miei figli, alle mie figlie, cos'è che garantisci? La mia famiglia? Anche per il semplice motivo che i processi, per quanto lunghi, per quanto rognosi, non sai come vanno a finire, ma poi cosa succede? Sentiamo se abbiamo ancora Sofia Rossetto, eccola qua un'altra ragazza, che bello, guardate, ecco con chi vi confrontate questa mattina, Sofia, l'altra ragazza come si chiama? Sono qua con Luciana, che anche lei ha contribuito all'organizzazione del festival. Allora Luciana, spiega alla professoressa Donatella Lanzarotta cosa avete organizzato questo festival per parlare voi, per essere ascoltati. Prego Luciana, non so se hai sentito le parole della professoressa Lanzarotta che ha appena detto. Prego Luciana. Ciao a tutti, io sono Luciana e scusate, purtroppo si sente un po' male, non ho sentito molto, però ecco, quello che voglio dire è che noi siamo qui a nome di Prevento, insomma, ci siamo organizzati in relativamente poco tempo, però è diciamo un progetto che tende a parlare principalmente di prevenzione su tutti gli ambiti, magari a volte, ecco, io per esempio prima di entrare insomma in questa piccola comunità con tutti i ragazzi, Prevento per prevenzione voleva dire magari dipendenza in generale dalle dipendenze, ma in realtà la prevenzione si fa su tutto ciò che è veramente immaginabile, quindi mi si è aperto un mondo e infatti oggi siamo qui a Parma a parlare di prevenzione su tutti gli ambiti. Noi per esempio, ecco, un tema che mi è molto a cuore è appunto quello delle dipendenze. Noi siamo qui con Friends in Focus insieme a un ODC per presentare appunto un progetto con, volevo prendere la locandina con dei ragazzi. Noi principalmente cerchiamo di coinvolgere i ragazzi. Si blocca un po'. Professoressa, ha capito comunque grosso modo questi ragazzi che vogliono parlare, vogliono fare prevenzione, essere loro i protagonisti. Ecco, si sono intrigati tra di loro e hanno organizzato questo festival e poi vi rivedremo le locandine. Però prima abbiamo Giorgio da Venezia. Ciao Giorgio. Buongiorno, sono Giorgio da Venezia, mi chiamerei Giorgio Sauro perché ho quasi 92 anni. Vai Giorgio. Pronto? Sì, ti sento. Ho parlato anche ieri, vorrei portare delle testimonianze che sono uniche. Dimmi Giorgio. Pronto?
i maledetti, è incredibile, va bene, di quello non parliamo, di tutti i morti, che non riesco a trovare pace a pensare che mentre parliamo adesso ci sono bambini che muoiono di fame e sete nel 2025. Vabbè, andiamo avanti. Bisogna tutto risalire alle origini. Per esempio Hamas. Io ero in Spagna, ho fatto 40 anni in banca e dopo sono andato in Spagna con la pensione. E c'era gente che raccoglieva soldi per comprare penne e quaderni per i palestinesi, perché non avevano penne e carte. E in quel momento là è nato Hamas per difendere questi poveretti che venivano uccisi dai coloni, scendevano dall'albero con le olive e gli tiravano un colpo in testa, senza processo, senza niente, se è tanto un palestinese in meno non ha importanza. E dopo, purtroppo, Hamas è diventato quello che è adesso, popolo attentato, con tutte le conseguenze che hanno seguito. Dico, sempre andare alle origini. La mafia, per esempio, come è sorta? Perché c'erano i terreni di pochi, erano specie nel meridione, e capitava che a uno rubassero l'asino. Lo Stato non c'era, si rivolgeva al mafioso del turno e diceva: scusi, quello là mi ha rubato l'asino, non preoccuparti, domani avrai l'asino, e arrivava l'asino. Poi hanno capito che i colpi di fucile e di pistola fanno troppo rumore e si sono modificati intelligentemente e sono entrati nel nostro tessuto, comprano di tutto e fanno strage. Grazie Giorgio, grazie caro Giorgio. Ho sentito anche ieri la tua preziosa telefonata, sentire questi diversamente giovani, professoressa come li chiamo io, che hanno ancora voglia di dire che esistono. Giorgio è andato da solo a protestare in piazza a Venezia perché si sentiva in dovere di fare questo, e soprattutto queste telefonate che arrivano da queste persone che sono invisibili, noi dobbiamo ascoltare anche loro. Ecco, se siamo diventati così grandi e bravi è merito di queste persone qua che sono ancora vive, forse qualcuno se lo dimentica, e hanno diritto di parlare come i nostri giovani. Prego professoressa, ecco, cosa vuole dire intanto a Giorgio? Beh, allora, intanto ringraziamo per l'intervento. Credo che la cosa importante sia cercare di far capire alle ragazze e ai ragazzi, oltre che alle persone adulte, ma io penso in termini di persone giovani, visto che è con loro che lavoro, che anche qui quello che sta succedendo oggi in Palestina è l'evento. Ma il fenomeno è iniziato molto tempo prima, è iniziato in realtà molto tempo ancora prima della nascita di Hamas. Se noi volessimo andare indietro dovremmo arrivare a Gesù Cristo, nel senso che già lì c'erano problemi da quelle parti, e poi non da poco, e poi la cacciata degli ebrei da parte dei romani del 70, e poi di tutto e di più. Per i nostri tempi forse dovremmo partire dal 1917. Con la dichiarazione Balfour gli inglesi diventano mandatari in Palestina e dispongono colonialmente, non a caso tra l'altro adesso fra le persone che dovrebbero occuparsi della ricostruzione della Palestina c'è Tony Blair, ex primo ministro inglese, e non è un caso. Quindi secondo me la cosa fondamentale è che ognuno vada, prima di farsi un'opinione, vada a vedere quelle che sono le origini storiche degli eventi. Capire, informarsi, trovare delle fonti che siano attendibili, e quindi non me l'ha detto mio cugino su Twitter, ma andiamo a vedere insomma delle fonti attestate, costruiamo un filo e poi su quello ognuno si fa legittimamente la propria opinione, però andare a vedere le premesse, perché quando diciamo non è iniziato tutto il 7 ottobre, il 7 ottobre è stata una cosa terrificante. Mi telefonarono a un certo punto e dicevano: ma senti, io sono via dall'Italia, ma cos'è successo? Io non riuscivo a guardare, non riesco a spiegarti cos'è successo, perché è una enormità. Però
quello che sta succedendo adesso e che è successo in questi 2 anni non comincia il 7 ottobre, comincia molto prima. E quindi prima di tutto andiamo a vedere che cos'è e poi ci facciamo la nostra idea. Però quello che colpisce, io sono convinta che abbiamo tantissimi bravi ragazzi. Sono convinta che questi ragazzi un po' alla volta ce la faranno, come me l'hanno detto qui, un passetto alla volta, ma riusciremo a farcela. Devono farlo. E hanno usato non passo, un passetto, mi hanno detto alla volta. Però quello che stanno facendo anche questi ragazzi, come vedete si parla della pista da bob, del ponte di Messina, della terza, quarta corsia, non riusciamo neanche a collegarci con Parma, col Montello, poi mi collego con l'Australia, ma qui da noi non riesco a collegarmi, è caduto tutto, non riescono a collegarsi. Ecco, vorrei spiegare ai politici che non riescono neanche a collegarsi perché non riescono neppure a gestire questi nuovi sistemi perché non sono tecnologici. La maggior parte hanno uno stuolo di persone che gli mette a posto tutto perché loro non sarebbero neanche in grado di fare il collegamento, no, ve lo dico perché funziona così. Ecco, di pensare anche a queste cose perché deve arrivare un'informazione corretta, e penso che sentire, ecco, questa mattina questi ragazzi che hanno organizzato questo festival proprio sulla prevenzione, che a 360 gradi, che vogliono dire quello che pensano, essere ascoltati, essere loro i protagonisti, sia molto importante, ma come vedete stamattina è un disastro, cade tutto, ma purtroppo. Infatti se si riuscisse poi a far arrivare loro così un input, visto che loro stanno lavorando sul discorso delle dipendenze, dello sganciarsi dalle dipendenze, iniziare a capire che anche la violenza è una forma di dipendenza. Se io all'interno della mia relazione parto dal presupposto che sì, vabbè, ma è soltanto uno schiaffo, sì, ma ti ho semplicemente urlato una parolaccia, e mi abituo a farlo, quella diventa una dipendenza che poi può portare alle massime conseguenze, alle estreme conseguenze, come tutte le dipendenze che conosciamo. Per cui, e anche una relazione di tipo tossico è una dipendenza. Allora, è vero quello che dice, però purtroppo io sono convinta che questa aggressività, questa rabbia non ha età, perché la vediamo sia nei ragazzi giovani, cito Turetta tanto per dirne uno, ma poi arriviamo alla persona di 70 anni, di 80, ma soprattutto capire cosa si può fare proprio con i giovani, con la famiglia, coinvolgerli di più. Una volta c'era una comunità che si aiutava uno con l'altro, eravamo molto più accoglienti. Eravamo una popolazione meravigliosa a mio avviso, poi con una genialità incredibile, con una creatività incredibile. Il problema è che qualcuno ha fatto sì che questa comunità si chiuda sempre più in se stessa. E come? Con la paura. Ecco, quello che domina adesso: ho paura di parlare, ho paura di espormi. Chi è che non lo fa? I giovani. I giovani invece ci mettono la faccia, hanno coraggio di dire quello che pensano. Il bello è che si battono anche per voi, che siete a casa tranquilli, che non condividete i gesti che fanno, magari anche per l'ambiente, perché vi farebbero respirare meglio, farebbero vivere meglio. E sono visti, e lo dico a voi, non tutti, a quelli che continuano a incolpare questi ragazzi perché manifestano, ma cosa possono fare? Quando è che noi ascoltiamo questi ragazzi che chiediamo a loro cosa vorreste fare? Da bambini, da piccoli, a 5 anni, invece di rispondere ai loro perché, decidiamo noi cosa devono fare. Adesso diamo loro lo strumento, quello più tecnologico che abbiamo, così ce li togliamo di tono e non rispondiamo i perché. Perché loro iniziano a chiedere perché. E loro avrebbero anche l'idea di quello che vorrebbero fare. E invece c'è qualcuno che impone sempre: io voglio andare là, devi imparare 3 lingue, a 6 anni devi sapere il tedesco, l'inglese, l'italiano, devi andare a fare una disciplina sportiva, devi studiare e giocare mai, giocare con la famiglia. Io ve lo dico tutte le mattine, al mare vedo questi ragazzi che chiedono ai genitori: vieni a fare il bagno con me, papà, mamma, fammi una... No, non ho mica voglia, vai tu. Cioè, capite che c'è qualcosa che non va anche in noi, cioè volete fare i genitori o volete fare qualcos'altro? Perché è un ruolo veramente importante. Non hanno deciso di venire loro al mondo, sapete, l'avete deciso voi. Parlo a quei genitori che ancora continuano a proteggere proprio l'incredibile, quello che non si può proteggere, su una bolla,
senza capire che forse c'è qualcos'altro che potrebbero fare. Prof, ma cosa dobbiamo dire? Parliamo a quei genitori, perché ce ne sono di bravi, ma a me non interessano, sono già bravi e perciò cosa dico a questi? Parliamo a quelli invece che non sono bravi, giovani, che potrebbero fare dei percorsi diversi. Prego. Ma allora, premesso che io non sono genitrice, quindi parlo da insegnante. Prima di tutto una piccola correzione. È vero che in passato il mondo era completamente diverso. È anche ben vero però che di certe cose non si parlava proprio. Sì, è vero. Per cui se non si parlava di violenza di genere era perché era perfettamente normale. Ricordiamo che fino all'81 si poteva accoppare una donna tranquillamente, delitto d'onore e ciao. Lo stupro era una violenza contro la morale, non contro la persona, quindi lì ci sarebbe da fare tutto un altro discorso. Però per quanto riguarda il fatto che la violenza non abbia un target di età, è verissimo, ma anche perché a livello sistemico quello che noi notiamo, noi diciamo, si occupa di scienze umane, quello che noi notiamo è che molte volte i modelli si imparano a casa. Per cui se io imparo da una persona settantenne che alza le mani, il nonno che alza le mani sulla nonna o che gli dice di peggio, e probabilmente magari anche il genitore, il padre, sono il padre, lo zio che fa la stessa cosa, è molto probabile che anch'io cominci a comportarmi in quella maniera. Quindi l'esempio di famiglia, noi abbiamo degli studi, soprattutto negli Stati Uniti, sulla violenza tra le persone adolescenti, e sono terrificanti perché i modelli, i comportamenti sono esattamente identici a quelli degli adulti, quindi sono comportamenti appresi. Per quanto riguarda i genitori, io da insegnante l'unica cosa che mi sento di far osservare è che nelle scuole si cerca di parlare di queste cose, si cerca di parlare di violenza, eccetera, si parla molto di educazione all'affettività, eccetera. Però osservo che ad esempio sono alle viste, ci sono dei progetti di legge per cui il partecipare a quel tipo di incontro deve poter essere autorizzato dalla famiglia. E parlare di qualunque cosa che abbia a che fare con l'affettività e con le relazioni debba passare dall'approvazione della famiglia. Ora, io non mi permetto da insegnante di dire a te genitore se tuo figlio o tua figlia studiano o non studiano, mettili in punizione o non mettili in punizione, è una cosa tua. Io non ci entro. Però trovo piuttosto stucchevole che delle persone che stanno fuori dal mondo dell'educazione e in un certo senso chiedono a me di passare delle informazioni, di far ragionare tua figlia o tuo figlio su certe cose, poi dice no, però su questo non lo devi fare. Allora se non lo vuoi che io lo faccia, allora prenditi tutto il resto e io ti insegno semplicemente l'inglese. E non parlo di nient'altro. Quindi forse su questo bisognerebbe anche un attimo aprire capirsi. Una bella parentesi. Forse anche con le famiglie bisognerebbe capire esattamente quali sono i termini. Non è una cosa on demand, per cui questo sì, questo no. Forse su questo bisognerebbe capirsi. Pubblicità. Siamo con la professoressa Donatella Lanzarotta, antropologo, parliamo di violenza sulle donne e non solo, non riusciamo più a fare il collegamento con Parma, purtroppo non riescono più a collegarsi questi ragazzi con questo festival, ci sono anche delle perturbazioni in giro incredibili, c'è di tutto questa mattina, ma noi continueremo, perché sono messaggi educativi molto importanti. Io penso, cerco di fare queste trasmissioni per dare pillole di saggezza con persone brave, competenti che sono nel pezzo, come lo è la professoressa Lanzarotta. Ecco, cosa dicono i giovani? Ecco, perché noi parliamo sempre al femminile. Io direi, professoressa, che dovremmo iniziare a parlare di persone, di non dividere, perché continuiamo a dire bambino, bambina, ragazzino, ragazzina, uomo, donna. No, parliamo di persone. Non è il caso che forse devono iniziare a parlare anche gli uomini? Cosa ne pensano di questo argomento? Assolutamente. Ecco, che devono anche capire che noi abbiamo bisogno di sentire anche la loro parte, cosa dicono,
dicono, che sono loro che dovrebbero fermare queste persone anche quando sentono delle frasi improprie rivolte alla persona femminile, anche nei posti di lavoro, perché non è che succede solo a casa, succede anche nei posti, cioè dovrebbero anche loro fare qualcosa, perché mi sembra che noi abbiamo fatto tanto, dico, il primo sciopero l'abbiamo fatto noi donne, non hanno fatto gli uomini, cioè ricordiamocene questo, le prime ancora sulle cave erano le donne che hanno fatto e sono morte, ma hanno fatto il primo sciopero, sempre questa figura, ricordatevelo, quelle donne che ancora non riescono a capire. Prego, prof. Ma infatti, come dice sempre una persona che io stimo moltissimo, il 68 l'hanno fatto, per quanto riguarda la liberazione delle donne, l'hanno fatto le donne, però gli uomini non si sono fermati. Chiusa la parentesi. Sì, indubbiamente, credo che ci sia una forte sottovalutazione del fatto che esistono gruppi, per esempio, di aiuto per uomini maltrattanti. Noi sappiamo tutto, il 1522, il numero di emergenza per quanto riguarda la violenza sulle donne, il famoso segnale di aiuto che effettivamente è molto servito, ed è servito perché? Perché forse se ne è parlato a scuola e forse i ragazzini e ragazzine lo hanno riconosciuto per strada e hanno risolto a volte delle situazioni problematiche. Però non si parla mai del fatto che esistono appunto dei gruppi di aiuto per uomini maltrattanti, vale a dire ci si è resi conto che il problema esiste e va affrontato. È indubbio che bisognerebbe parlare di persone, verissimo, tanto è vero che parlare di violenza di genere, io è un po' che sto ragionando sul fatto che forse per genere, più ancora e non solo di donne, in senso proprio di genere sociale, forse si dovrebbe iniziare a parlare di genere come persone considerate subalterne o deboli o fragili o attaccabili o persone che non ci possono rispondere, che non sono in grado di reagire, di difendersi, e quindi possono essere le donne prima di tutto, ma possono essere persone più giovani, magari persone con una disabilità o persone con un orientamento sessuale differente o una persona che viene magari da un altro paese, eccetera. Se noi li vediamo tutti insieme, sono tutti soggetti che subiscono violenza, e non necessariamente da degli uomini, ma da delle persone che ritengono che la violenza sia la chiave per dimostrare che io sono forte. Per cui tante volte sono io che ti domino. Per cui vediamo molte volte che dietro anche a fatti di violenza che riguardano anche persone giovani, a volte ci sono anche delle ragazzine, e ci si stupisce come mai ci sono le ragazzine, perché mutuano l'idea di forza, di vis, dalla vis che diventa violenza. E non è invece la forza che serve per difenderti o la forza che serve semplicemente per rispettarti. Credo che sia lì che si dovrebbe lavorare. Professoressa, un'altra cosa importante che vorrei discutere con lei è anche iniziare, forse anche nella scuola, a parlare di sessualità. Ecco, questa parola, non so, fa paura a qualcuno, non se ne parla. Io ho avuto una sessuologa, ha detto anni fa si poteva fare, adesso non si può più fare, e questi ragazzi, queste persone che trattano il corpo senza rispetto, come un giocattolo a volte, ecco, ho voglia di questo, senza sapere dove può arrivare il rispetto per il corpo umano. Ecco, perché si fa così fatica a cambiare anche la scuola in questo senso? Perché ci sono sempre dei paletti dove questi ragazzi invece lo stanno gridando quello che vogliono, loro li vedi nei concerti perché amano la musica, ma mi sembra che nella scuola la musica si faccia ben poco. Sono dei creativi, eppure vengono visti male perché nessuno va a cercare la creatività. Ecco, il corpo umano, il rispetto, il valore. Ecco, ma perché si fa così poco? Chi è che impedisce? Ecco, questi ragazzi che hanno organizzato questo festival che parla di prevenzione a 360 gradi, perciò hanno messo dentro tutto. Prego, professoressa. Ma allora, io parlo dal punto di vista delle scuole superiori, perché è lì che insegno, e nella mia scuola, io vengo dal liceo artistico, ma anche in molte altre scuole oggettivamente ci sono progetti, al di là dell'insegnamento all'interno delle scienze naturali, eccetera, ci sono dei progetti extra che riguardano la sessualità, però ad esempio, non so, possono riguardare la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, che per carità è sacrosanta. Abbiamo dei picchi adesso di nuovo con AIDS, eccetera, che sono problematicissimi. E nessuno ne parla. E se ne parla poco, esatto. Però il problema è, credo, non solo sapere come funziona in maniera meccanica il corpo. Il problema è che cosa ne faccio del corpo.
mio e dell'altra persona. Una cosa che sta iniziando a entrare in una discussione che però forse è ancora molto di nicchia è il concetto del consenso. Il mio corpo, a parte che è mio, vecchia, antica affermazione, dire che il mio corpo è mio vuol dire che mi appartiene e vuol dire che io ho il diritto-dovere di prendermene cura. Al momento in cui io entro in una relazione con un'altra persona, il mio corpo non diventa tuo. Eccolo lì il problema del consenso. Al momento in cui mi dici, quello è il mio amoroso, mia amorosa, quello che sia, forse bisognerebbe capire che quel mio non è mio aggettivo possessivo, mi appartieni. È mio nel senso che io sono la persona che ti sono più vicina e in primis dovrei avere tutela di te tramite cosa? Tramite il tuo corpo. Anche la tua mente sta dentro il tuo corpo. La mente è immateriale ma il cervello lo è e fa parte del corpo. Se io pretendo di prendere il tuo corpo, che io ti conosco meno, poi poco cambia, pretendo di usare il tuo corpo, pretendo addirittura di violare il tuo corpo, di forzare il tuo corpo, senza che ci sia il tuo consenso, potremmo anche essere in una relazione sadomaso, ci picchiamo come dei fabbri, ma va bene a tutti e due. Buon per voi, Avete ciao. deciso voi. Avete deciso voi. Ma se non c'è questo consenso e non c'è l'educazione a capire che quell'altro non è te e che in un certo senso anche tu devi avere il consenso rispetto a quello che fai su te stessa e su te stesso, e temo che facciamo poca strada. Facciamo poca strada perché mi ritrovo a parlare anche con delle donne molto giovani che hanno queste ragazze giovani che sono mamme e fanno fatica a parlare di queste cose, del sesso. Guai nominare, pochi riescono a capire invece che ci deve essere un dialogo. Tu non puoi, noi abbiamo sentito delle cose terribili, ragazzine di 10-11 anni che hanno il fidanzatino. Ma un fidanzatino che non è controllato dalla famiglia, perché la famiglia non è in grado di controllare. Abbiamo sentito questi genitori che hanno perso anche le loro figlie. Forse, a mio avviso, siccome io non sono fortunato ad avere la professoressa Lanzarotta, oppure nascere in una famiglia dove ho dei genitori autorevoli che mi seguono, io devo trovare un punto di riferimento per crescere bene, per capire chi sono. Io ho avuto un ragazzo di 15 anni che mi ha detto: sai Mirella, non so più chi sono, non so chi sono, ma lo dice a me, e perché lo ha detto a me? E questi ragazzi ti pongono delle volte con le spalle al muro, ti fanno delle domande. Mi drogo? Certo che mi drogo. Mio padre è sempre ubriaco, mia madre piena di pastiglie, poi vengono a prendersela con me perché mi sono fatta una canna. Allora Mirella, mi vuoi spiegare cosa devo fare? Mi dici vai a casa, quale casa? Ne ho 3, non so quale scegliere perché mi distruggono tutte e 3, sono in lotta uno con l'altro, le conseguenze le pago io, ma non ho nessuno che mi tende la mano, che capisca questo mio disagio. E poi dove vado a finire? In comunità? Quale comunità? Non la scelgo di sicuro io, è quella giusta per me, è quella sbagliata per me. Questi ragazzi che mi fanno queste domande sono i ragazzi con i quali Mirella parla, e volevo raccontargli anche questo fatto, prof. Proprio alle fiere di San Luca l'anno scorso ho portato una ragazzina che non parla ma sente, la quale è completamente messa all'angolo anche dalla scuola. La mamma sta facendo i salti mortali, dopo che ne ha adottato 3 fratellini dalla Russia, li ha portati a casa tutti e 3. Questa mamma, invece di essere supportata e aiutata, è messa all'angolo perché qualcuno non accetta che questa mamma dice: mia figlia non è disabile, mia figlia deve frequentare la scuola con altri ragazzi e avere quello che hanno altri ragazzi. Per farla in breve, l'ho portata alle fiere di San Luca. A un certo momento Lisa mi dice, che forse ti starà anche ascoltando: io voglio stare con i ragazzi. Certo, ho detto io andiamo, e l'ho portata proprio da quei ragazzi, quelli più emarginati, i Marant, andavo proprio da quei gruppetti là. E sa cosa hanno fatto la prima cosa che hanno visto Lisa? Ho detto: ciao ragazzi, questa è Lisa, Lisa non parla ma ascolta e vorrebbe conoscerli. L'hanno abbracciata, l'hanno accarezzata, senza parole. L'hanno presa così, l'hanno accarezzata e si sono presentati. Allora, e più di qualcuno mi diceva: ma dove la stai portando?
Ma sono i nostri ragazzi, ma perché dobbiamo aver paura di questi ragazzi? Per carità, ce ne sono sopra le righe, è vero, dobbiamo stare attenti, è vero, ma non dobbiamo aver paura del ragazzo, del ragazzino. Invece emerge questo, io ho persone che non escono alle 5 del pomeriggio perché hanno paura di incontrare, ma anche i ragazzi stessi. Cosa sta succedendo, professoressa? Allora, una piccola osservazione su quello che era stato detto all'inizio rispetto al fatto, dice il ragazzino, dice torno a casa, quale casa? Perché ne ho 3. Prima si diceva che dovrebbe essere rovesciato il modello per cui se c'è in una famiglia un soggetto maltrattante è il soggetto maltrattante che dovrebbe andarsene e non il soggetto maltrattato. Però forse bisognerebbe riflettere anche sul fatto che al momento in cui legittimamente e molte volte giustamente una coppia si separa, forse non sono i figli che dovrebbero andare avanti e indietro tipo così con la borsa della spesa eccetera, che poi ti dicono, arrivano a casa, scuola prof guardi ho dimenticato perché ce l'ho a casa di mio padre mentre invece l'ho da mia madre. Forse bisognerebbe rovesciare il modello per cui forse è più problematico indubbiamente, ma forse dovrebbero essere i figli che restano a casa e i genitori che girano nel caso di una separazione, e forse questo aiuterebbe. E coinvolgerli magari in questo prima di prendere la decisione poi finale. Poi bisogna vedere naturalmente quali sono le situazioni alla base, però anche lì forse ci sono dei modelli che andrebbero un attimino, se non altro, discussi. Chiuso la parentesi. Per quanto riguarda la questione delle relazioni, allora, a quello che vedo a scuola c'è una grandissima accoglienza da parte di ragazze e ragazzi. Poi ci sono naturalmente i soggetti oppositivi, soggetti che vanno oggettivamente tenuti sotto controllo perché potrebbero combinare guai non da poco. Il fatto di ascoltarli, io credo che la cosa più problematica al momento per ragazze, ragazzi, adolescenti è che continuiamo a dire loro che giustamente sono in un momento di transizione della loro vita, di cambiamento eccetera, ma facciamo fatica a far capire loro che il cambiamento non li uccide. Cioè, non è che se oggi sei questa cosa qua devi automaticamente esserlo anche domani. Per cui molte volte quello che io vedo a scuola è che ci sono delle ragazzine e delle ragazzine che per XYZ ragioni vanno in crisi perché sentono che non corrispondono più magari a quello che erano fino all'anno prima e non riescono a esprimerlo. E vanno in crisi. E vanno in crisi. E i cambiamenti possono essere infiniti. Per cui credo che bisognerebbe prima di tutto insegnare che essere non è uno stato, è un flusso. Abbiamo Leone a Trebasele che poi continuiamo, vai Leone. Ciao Milena, grazie, saluto i tuoi ospiti. Allora io è tanto che sto dicendo che è il soggetto maltrattante che deve lasciare la casa. Poi un'altra cosa, bisogna partire col rispetto, insegnare il rispetto a scuola. Incominciare dall'insegnante che deve rispettare gli alunni e da questo sistema il bambino impara il rispetto per gli altri. Non ci vuole tanto, basta un po' di rispetto. Per le manifestazioni, ho visto prima, ho provato a chiamarti prima che parlavate delle manifestazioni, qualcuno era contrario alle manifestazioni. Come si può essere contrario alle manifestazioni? Se c'è qualcosa che non va, bisogna manifestare, è necessario manifestare. Quello che non mi è piaciuto in queste manifestazioni sono state le bandiere palestinesi. Quando c'è una guerra non bisogna prendere posizione, bisogna condannare tutti e due i belligeranti, altrimenti non ne verremo mai fuori. Quando c'è una guerra bisogna condannare la guerra in qualsiasi sistema, in qualsiasi possibilità, perché se tu prendi posizione continueremo sempre ad avere guerre. Ciao Mirella, grazie. Grazie a te Leone, prego professoressa Lanzarotta. Allora, per quanto riguarda il rispetto, c'è una cosa piuttosto bizzarra che io faccio a scuola, io insegno dalla prima alla quinta, quindi ho una fascia 14-19 di età. E fin dai piccoli della prima io a tutte le mie allieve, a tutti i miei allievi do immancabilmente del lei, spiegando loro che sono in una fase della vita in cui cominciano giustamente a pretendere di essere rispettati,
E quindi la prima cosa che io devo fare è dimostrare loro il rispetto che si porta per le persone adulte. E quindi io comincio col darvi del voi. Perché se non sentite, del lei, non del voi, direte un po' troppo, del lei. Un po' troppo il voi. Sì, poi c'è il voi altri, ma insomma è un'altra cosa. Perché se non sentite che siete rispettati, forse può diventare difficile restituire il rispetto. Ricordo che rispetto è una parola bellissima, vuol dire guardare 2 volte, quindi non fermarsi alla prima impressione, andare un po' oltre. Per quanto riguarda la questione delle manifestazioni, a me sinceramente quello che non... Allora, premesso che molto di quello che noi abbiamo ottenuto negli anni, dei decenni a livello sociale si è ottenuto grazie alle manifestazioni, quindi dire che non servono o che sono negative, insomma, ci andrei un po' piano. A me personalmente quello che disturba delle manifestazioni è il momento in cui entra la violenza, cioè vale a dire, e torniamo al discorso di prima, quando entrano delle persone che approfittano di una qualunque occasione in cui ci sono tante persone e una notevole visibilità per fare danni. E sono danni che non c'entrano niente con la causa, che sono gli stessi che spaccano se si tratta della manifestazione per il lavoro, della manifestazione per la Palestina, la manifestazione per la scuola, la manifestazione, la partita di calcio, sono sempre, per cui anche sempre lì, gli stessi. Diciamo, è lo stesso tipo di meccanismo, non so se siano le stesse persone perché non sono in grado di dirlo, ma il meccanismo è quello. Per quanto riguarda la questione delle parti all'interno di una manifestazione, qui io sinceramente mi permetto di dissentire perché se la manifestazione che è stata fatta, diciamo nello specifico, quella di qualche settimana fa, quella di ieri, probabilmente oggi credo ci sia un corteo a Roma, viene fatto per sostenere la causa non di Hamas ma di una popolazione che in questo momento sta subendo un qualcosa che, ripeto, non nasce il 7 ottobre, perché se io vado a rivedere la storia degli ultimi decenni, certo che dalla parte dei territori palestinesi arrivavano i razzi, c'erano gli attentati, c'erano gli accoltellamenti sugli autobus, nessuno lo nega. La storia è storia. La storia è storia. Però nella storia c'è anche il fatto che se io abito, per esempio io abito a Treviso, per venire oggi in studio nessuno mi ha detto guarda che arrivi al confine tra il comune di Treviso e il comune di San Biagio, devi passare con un documento e forse non ti faccio passare. Lì invece succede questa cosa qua. Allora, se è al di là poi di tutte le migliaia di morti e quant'altro, per cui se a un certo punto io voglio dire ragazzi, io sono dalla parte della popolazione che subisce questa cosa qui e non da adesso ma da quel di, evidentemente probabilmente il modo più evidente per renderlo più visibile è questo. Tant'è vero che non a caso anche all'ultimo Tour de France, piuttosto che alla Vuelta in Spagna, manifestazioni di ciclismo, arrivava la polizia a togliere le bandiere della Palestina, cioè a rendere invisibile. Per cui io protesto, ma per cosa non si sa. La voce poi passa. Cioè, la bandiera è un significato molto la bandiera è un segno molto forte, per cui credo che arrivare con quelle bandiere voglia dire io sono dalla parte di capire perché sono qui. Credo che sia sì, semplicemente quello. Io vorrei capire se esiste ancora la Palestina, professoressa. Scusa? Io vorrei capire se esiste ancora la Palestina. Il problema è quello che vediamo e soprattutto se esiste ancora un popolo palestinese, soprattutto i grandi capi che sono al sicuro nel Qatar o poi nei paesi arabi, cioè fanno la guerra però protetti, mentre la loro popolazione sta morendo in maniera incredibile, incivile, crollano gli ospedali, crollano tutto. Vedete come crollano i palazzi, in 2 minuti crolla tutto. E soprattutto questa disperazione di questo popolo che non c'entra niente con gli interessi politici, perché è solo quello, è solo interesse politico, l'arrivismo, ecco, prendere tutto, allargarsi sempre di più, il territorio non mi basta più, voglio. Questi onnipotenti, come qualcuno diceva, che pensano di vivere in eterno e non basta mai, ecco, il bottino che hanno preso, ecco, non gli basta mai, sempre di più. Mi sa che la storia proprio, come dicono i ragazzi, non ha insegnato proprio niente e loro devono manifestare, non c'è altro verso, non ce n'è un altro se vogliono essere ascoltati. Chi è che li ascolta questi giovani? Mi sembra che li ascoltate voi, li ascoltate? Abbiamo Tamara, ciao Tamara. La professoressa, io ho una ragazza che ha dei problemi gravi mentali e vedo che
quando non è con me, che magari con qualche collega, è sempre distratta. Io volevo chiedere alla professoressa come mai con me lavora e con gli altri non lavorano? Ho perso l'inizio. È un insegnante? No, è una ragazza che lavora con altre ragazze, sì, e con lei c'è questa ragazza un po' con dei problemi. Sì. Allora intanto buongiorno. Dunque adesso bisognerebbe un attimino inquadrare con più calma la faccenda. Credo però che molto semplicemente, quando c'è la possibilità del lavoro uno a uno, si riesce, è anche molto più facile riuscire a entrare in relazione e quindi ad ottenere anche un risultato in termini di lavoro scolastico, per esempio, perché di questo stiamo parlando. Se io mi trovo in classe con 20, 24, 25, 27, quante sono persone, faccio molta fatica a lavorare in maniera individualizzata, per il semplice motivo che io ho un gruppo da portare avanti e non posso proprio materialmente occuparmi di uno lasciando perdere tutti gli altri, indipendentemente da chi sia quell'uno. Quindi molto banalmente credo che sia una questione proprio di equilibrio, di equilibri numerici e di equilibri di relazione. Però ripeto, è una risposta così, bisognerebbe vedere, bisognerebbe capire qual è la situazione specifica. Ma io la conosco la situazione di queste ragazze purtroppo. Andiamo a vedere questi dati violenza donne e li commentiamo, poi chiuderemo con questo servizio. Ecco, cosa ne pensa la professoressa Lanzarotta? E abbiamo incontrato questi ragazzi, perché non c'è solo questo ragazzo. Ovviamente noi non conosciamo, non sappiamo chi ha fatto cosa, ci siamo resi conto di come la violenza assistita faccia dei danni spaventosi. A me che un ragazzo scriva una canzone, un rap, dove racconta, dove mette tutto il suo disagio, il suo dolore, lo trovo un modo eccezionale per rappresentare quello che è. Lì dentro, come presidente del centro antiviolenza, io potevo solo ascoltare e accogliere il ragazzo che raccontava la sua esperienza senza giudizio. Stella Di Bartolo, presidente del centro antiviolenza Telefono Rosa, racconta di quella canzone ascoltata durante la visita nel carcere minorile di Treviso lo scorso 25 novembre e dell'incontro con l'autore, un giovane rap. Il brano è quello al centro delle polemiche perché, prodotto in cella e finito sui social, a scriverlo il killer di Michelle Causo, la 17enne romana che nel giugno 2023 venne prima uccisa, poi abbandonata su un carrello della spesa tra i rifiuti. Video e testi che, ha chiarito il Dipartimento della Giustizia, non sono stati postati direttamente dal giovane detenuto, ma la famiglia della vittima, indignata per la vicenda, ha deciso comunque di presentare esposto. È legittima la sua... è legittima, non ho nulla da dire su questo, credo che sia anche umana. Però quella è la sua espressione, ogni considerazione la lasciamo ad altri. Capire il passato spesso fatto di violenze di chi commette reati contro le donne è uno dei primi passi per combattere il fenomeno che dai dati del centro antiviolenza Telefono Rosa è in continua drammatica ascesa. Il 2024 si era chiuso con 370 contatti, 255 prese in carico, 150 nuovi ingressi e il bilancio 2025 dai segnali di questi primi mesi sarà destinato ad aumentare. 2025 diciamo che è partito col botto, già alla fine del mese di dicembre abbiamo cominciato a mettere più o meno una volta una donna alla settimana in protezione. Ad accogliere le donne che decidono di uscire dall'incubo della violenza per rifarsi una nuova vita arriva ora Casa Rotary Luce, ricavata da un immobile messo a disposizione dalla diocesi di Treviso. Si tratta della terza casa inaugurata negli ultimi 3 anni. Nelle prime 2 sono state accolte 13 donne per una permanenza massima di 6 mesi. È uno spazio dove loro per 6 mesi possono guardarsi un po' attorno, toccarsi per capire che ci sono, che la loro identità c'è. Durante i 6 mesi nelle case rifugio per le donne inizia la ricerca di un lavoro e soprattutto di un'abitazione che rappresenta il problema principale che si trovano ad affrontare le vittime di violenza. Dal centro di Telefono Rosa un appello ai proprietari di immobili. Immettere nel mercato delle possibilità di prendere in affitto delle case con canoni di locazione adeguati
che rendano possibile alle donne, che magari hanno anche dei figli, di poter vivere dignitosamente. Sentiamo come commenta la professoressa Lanzarotta questo servizio da una delle massime rappresentanti che abbiamo a Treviso. Prego. Allora, per quanto riguarda la storia del ragazzo, io non conosco la canzone, quindi non posso dire che cosa abbia scritto, cosa non abbia scritto. Indubbiamente è importante capire qual è il percorso che ha portato questa persona a compiere un reato di questo tipo, perché come dicevamo, se è un qualcosa che ha dietro una famiglia già disfunzionale, è importante capire in che senso quella famiglia è disfunzionale, in modo da cercare di intervenire su altre famiglie prima che lo diventino. Poi sul resto non entro, perché ripeto, non conosco, non so che cosa abbia scritto, quindi non sarebbe serio da parte mia entrare. Per quanto riguarda la questione del fatto che le violenze siano in aumento, sì, diciamo che probabilmente sta aumentando la consapevolezza dell'importanza di parlare di queste cose, e da parte delle donne c'è un altro di urlare che c'è bisogno di aiuto. Però, come si diceva prima, ben venga il fatto che se io sono in una situazione drammatica devo portare via quella persona, devo metterla in sicurezza. Come mettiamo in sicurezza le famiglie dei collaboratori di giustizia? In quel momento li devi portare via. Però non può essere la soluzione, nel senso che io sento parlare di 6 mesi, ok? E 6 mesi e un giorno cosa succede? Tante volte si sente dire sì, la donna ha denunciato, poi il tipo è stato mandato ai domiciliari, ma siccome non aveva nessun altro della sua famiglia, è stato mandato ai domiciliari presso la casa familiare. Non mi sembra una grande idea. Quindi che i dati siano in aumento, sì, è drammatico, testimonia l'emergere di un problema, però forse il problema va affrontato in altra maniera. Cioè riconoscere, in un certo senso, si è fatta molta fatica a far emergere la presenza delle vittime, quindi a iniziare a rendere meno invisibili le vittime. Restano ancora però invisibili i colpevoli, i carnefici. Adesso io mi trovo in un'azienda televisiva che quindi fa comunicazione, però non posso non notare che ad esempio nell'ultimo delitto, quello in Sardegna, della povera signora Pinna, emerge che questa ragazza, di questa donna si vede il video di lei barcollante, probabilmente forse ubriaca, forse non in sé, per cui il primo retropensiero che in molti arriva è però anche lei se l'è voluta. Insomma, era una situazione, ci si è messa lei in quella situazione. Dall'altra parte chi c'è? L'imprenditore vinicolo che vende le bottiglie a prezzi altissimi e quindi dopo tutto, insomma, è uno splendido. Ecco, forse bisognerebbe far emergere che c'è, in questo caso materialmente, come riflesso di un qualcosa di simbolico, quella che è la base della violenza, e cioè una asimmetria profonda tra chi ha potere e chi si trova in una situazione di non potere. E finché, come si diceva anche prima per quanto riguarda il discorso delle guerre, finché io non vado a, in un certo senso, delegittimare il fatto che tu, perché hai potere, non vuol dire che lo devi usare per schiacciare gli altri, non vai da nessuna parte, perché è vero che ci sono quelli di Hamas che se ne stanno freschi i capi in Qatar o dove siano, però è anche ben vero che attualmente a tenere in piedi il governo della destra di Netanyahu ci sono i famosi 2 ministri della destra religiosa, ultranzista, eccetera, ultranazionalista, che però sono quelli che stanno facendo la battaglia legale affinché i figli della destra religiosa, dei famosi giovani delle colline, dei coloni, eccetera, non vadano in guerra. Quindi anche lì è molto bello continuare a dire: continua a mandare i tuoi ragazzi in guerra, le tue ragazze in guerra, e poi probabilmente ci torneranno anche fulminati per quello che hanno fatto, ma io i miei non ce li mando. Quindi è un gioco che viene fatto da tutte le... È un gioco, e chiudiamola, qualcuno una volta disse: la guerra viene fatta dai padri perché muoiano i figli, perché sono i figli che vanno in guerra, e i padri possono tenere il potere. Avete capito? Ecco, queste sono le parole che abbiamo sentito dalla professoressa Donatella Lanzarotta. Professoressa, se avesse di fronte il ministro Valditara, cosa chiederebbe lei che è un insegnante? Gli chiederei di venire a insegnare per un anno in una scuola. Non dico le situazioni di grande marginalità dove ci sono problemi giganteschi, eccetera. In una scuola
superiore, perché io insegno alle superiori, in un istituto che magari non sia l'istituto di città, dove non è che va tutto bene anche lì, però insomma è quello, in una scuola dove magari qualche problemino c'è con l'inserimento di persone che vengono da situazioni problematiche, che possono essere persone con disabilità, con disagio, oppure persone immigrate che vengono trattate in un certo modo, farsi tutto l'anno da insegnante in incognito, per cui non sei il ministro Valditara, ma sei Pippo e Paperino, una persona qualunque, con tutte le difficoltà, dovendo affrontare le famiglie, dovendosi prendere la responsabilità di... E dopo che si è fatto questa esperienza se ne fa un altro, si fa 10 anni, poi magari se fa uno sciopero ci lascia anche il giorno di lavoro, perché io ieri ho fatto sciopero, ci ho lasciato dei soldi e non faccio il giorno, e le scuole non sono chiuse il sabato, quindi mi dà fastidio che mi dicano che io lo faccio per avere il weekend lungo, e poi tra 10 anni ne riparliamo. E se invece avesse la Premier Giorgia Meloni, la stessa come cosa, violenza per quanto sulle riguarda... donne, cosa chiederebbe? Cosa chiederei? Chiederei, prima di tutto di riconoscersi come donna, perché delle due l'una. Allora, il ruolo di Presidente del Consiglio, il ruolo è maschile, sì, come sostantivo è maschile, ma se il sostantivo è maschile e il ruolo è maschile, vuol dire che quel ruolo dovrebbe essere occupato da degli uomini e non dalle donne. Quindi da un punto di vista linguistico lì ci sarebbe da discutere. Dopodiché anche lì le chiederei, ok, sono donna, sono madre, sono cristiana, bene, e chiunque non sia donna come te, non sia madre, non è un reato, una donna non deve necessariamente essere una madre, potrei non voler essere cristiana o non esserlo per le più disparate ragioni. Cosa facciamo per tutti gli altri? Ascoltiamo, parliamo, accettiamo delle domande. Io oggi sono venuta e abbiamo fatto una conversazione molto gradevole, mi avete chiesto un po' di tutto e io ho risposto un po' di tutto. Forse mi piacerebbe una Premier che risponde alle domande, perché con tutto il male che io posso pensare del Presidente Trump, che insomma è abbastanza un personaggio, però se non altro, anche poi se con le sue maniere sgarbate e quant'altro, però ai giornalisti gli risponde. Mi piacerebbe una Premier che prendesse atto del fatto che il mondo è un po' più complesso di quello che sembra e che se stai lì a dare risposte, e dare risposte devi ascoltare le domande. E con queste parole noi ringraziamo la professoressa Donatella Lanzarotta, antropologo, docente, ma soprattutto una donna che ci mette la faccia nella scuola e nella vita privata anche per migliorare la qualità della vita delle persone, e non distinguiamo tra uomini e donne, delle persone. Dobbiamo parlare di persone. Grazie, grazie. Adesso andiamo a vedere l'assegno di Mirella, il vostro assegno. Ciao, a lunedì. Grazie. Con Mirella su una panchina è strano vederla seduta. Seduta in quel caffè io non pensavo a te. Delle volte mi verrebbe veramente voglia di non pensare più a niente. Ciao grande famiglia. Oggi siamo al banco solidale. Io sto aspettando Silvia. Silvia voi la conoscete. Silvia è una donna che ha grossi problemi, anche di invalidità purtroppo. È completamente sola. Il sindaco Chies, che ringrazio, di Conegliano, mi sta dando una mano, tenendola nell'alloggio, almeno non è su una strada. Ma Silvia non ha un centesimo, mi chiama, urla, piange, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo abbandonarla? No, non è nel nostro stile. E allora oggi ho detto dai vieni e daremo un assegno a Silvia perché respiri un pochino in attesa di un lavoro. Eccola qua che sta arrivando. Ciao Silvia. Buongiorno Mirella. Eccola qua, ciao tesoro. Buongiorno. Ciao, vieni qua, vieni qua. Allora io stavo spiegando che tu sei di Conegliano, stai cercando in tutte le maniere di darti da fare, perché lei anche se c'è qualcosina il sabato e la domenica va a fare qualcosa, però vengono pagati pochissimo, lei non riesce a sopravvivere. Cosa vuoi dire? Sì, buongiorno, sono in vere difficoltà perché io il lavoro sto facendo a promotere, è un contratto a chiamata e questo mi blocca per avere altri aiuti perché la disoccupazione non me la danno, essendo che sono assunta come promoter con chiamata e non me la danno. Altri lavori ho provato con la provincia, il centro per l'impiego Mirato, perché io sono disabile e ho fatto una prova su un'azienda ma non mi hanno tenuto.
perché non ero veloce, io ho tanti problemi fisici e allora mi hanno licenziato e adesso sono a casa, insomma, a parte il lavoro come promoter che fanno lavorare quei 2 sabati al mese. Cosa ti dà? Mi danno 43 euro al giorno che faccio, perciò 8 ore? 8 ore di lavoro nei centri commerciali. Tu non sempre lo trovi questo lavoro, perciò con 43 euro tu non ce la fai? No, è difficile, è impensabile una cosa del genere. Allora io sto aiutando anche una signora ad andare a fare la spesa, però una volta a settimana su quei 10 euro che mi dà in tasca sua, poretta, è anche gentile perché sa la mia difficoltà e così. E allora però così non posso andare avanti, io ho bisogno di un lavoro come si deve, anche se è un part time, ma mi va bene lo stesso. L'importante è prendere un pochi soldini per avere una mia dignità personale e una mia autonomia, insomma, perché non c'ho adesso. Cosa vuol dire, Silvia, avere grossi problemi e non aver soldi, al mattino alzarsi e non saper dove andare e cosa fare? Io veramente dico che devo ringraziare il sindaco Chies che mi sta dando una mano, si sta occupando di Silvia con l'alloggio, almeno come ho ripetuto e ripeto adesso, non sei su una strada, però tutti i giorni tu devi vivere. E cosa vuol dire, Silvia? Spiega un po'. È un po' molto difficile, è una lotta continua perché io continuo ad andare ogni settimana dal sindaco Chies che è molto gentile e mi aiuta in tutto e per tutto per restare dentro a quell'appartamento dove ora risiedo, però sono lì sotto una spada di Damocle che quando si muoverà il tutto è come un tornado e vivere con una cosa così è bruttissimo, veramente brutto. Ripetiamo, allora spieghiamo per chi non sa, Silvia viveva con la sua mamma è morta, l'appartamento era intestato alla sua mamma, però erano tanti mesi che non pagavano l'affitto e perciò pensate voi che problemi sono nati. Per fortuna c'è questo amministratore, lo ripeto, che ha capito la situazione perché Silvia è anche disabile e perciò ci sta dando una mano. Allora guarda Silvietta, tanto l'abbiamo presa in famiglia, è qua con noi perché da sola non può stare assolutamente, può essere anche in pericolo. E poi diamo l'assegno a Silvietta. Questo l'assegno verrà monitorato dal sindaco Chies in maniera che tutte le spese che Silvia sosterrà verranno controllate, perché è giusto che sia così, anche per far capire a lei che i soldi sono importanti, ma bisogna veramente spenderli bene per le cose giuste. Allora ecco qua Silvia l'assegno, questa settimana arriva a te, cosa vuoi? Grazie famiglia Irete Veneta, molto gentile, mi rincuora perché è una cosa che solleva un pochino. È logico che io ho bisogno delle radici, ho bisogno di un lavoro, però di questo vi ringrazio molto, siete gentili, molto bravi, grazie.